Buongiorno, bentornati, siamo in edizione straordinaria anche oggi per informarvi su quello che sta succedendo in Veneto, sia con l'emergenza coronavirus, sia con tutte le altre notizie che arrivano dalla nostra regione. È un periodo molto importante perché abbiamo visto settori sempre più ampi del nostro vivere quotidiano stanno tornando alla normalità o a una nuova normalità. L'esempio dei giorni scorsi, la mobilità con la proposta regionale riguardante i treni e i bus per il trasporto pubblico a pieno regime, quindi treni pieni ma con le persone con le mascherine. Abbiamo sentito le case di riposo, la sanità, tutto sta andando verso un nuovo modo di vivere tutto quello che possiamo vivere in Veneto. Per sapere cosa cambierà ancora nei prossimi giorni sarà indispensabile seguire la conferenza stampa del Presidente della Regione Luca Zaia, che sarà qui in diretta sul canale 18 fra meno di 3/4 d'ora, come sempre alle 12:30, puntualissimo dalla sede della Protezione Civile di Marghera. Avremo i nuovi dati sull'emergenza coronavirus forniti come sempre dall'Azienda Zero della Regione Veneto per capire dove sta andando la parte sanitaria, che direzione ha preso la parte sanitaria di questa emergenza. Quindi noi, prima di andare a risentire quel che è stato detto e a vedere quali sono le novità del giorno, andiamo a dare un'occhiata agli ultimi dati disponibili forniti dall'Azienda Zero, appunto, che sono quelli di ieri sera. Ricordiamo, questa, vedete, il report del 24, quindi mercoledì alle ore 17. Sono gli ultimi dati disponibili sull'emergenza coronavirus e ci dicono che in questo momento in Veneto ci sono 534 persone positive, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 19.252. C'è un caso in meno nella situazione dei casi positivi riscontrato a Vicenza, altrimenti vediamo che quando questa tabella è a zero è un buon segno. Il fatto che sia anche a -1, insomma, ci dà buone speranze. Sono in isolamento domiciliare 741 persone, anche questo è un dato che scende ogni giorno. I negativizzati, ovvero le persone che erano risultate positive a un tampone che poi ai successivi sono negative, sono 16.712. Le persone che hanno perso la vita, questa è una tabella sempre drammatica, ogni giorno di più, nonostante l'emergenza stia scemando lentamente, questo dato è sempre drammatico, sono 2.006 le persone che hanno perso la vita in Veneto, sia negli ospedali che nelle strutture extra ospedaliere a causa del coronavirus. La zona che ha tributato il tributo peggiore dal punto di vista dei decessi è Verona, con 572 morti. 1 su 4 è stato riscontrato nel veronese, per motivi che la scienza un giorno potrà spiegarci quando tutto questo sarà finito. Scendiamo nella seconda parte della tabella, che è altrettanto importante perché, lo vedete, ci fa capire qual è la situazione degli ospedali del Veneto. E allora andiamo a vedere il consuntivo. Ricordiamo sempre di ieri sera, questi sono gli ultimi dati di ieri, avevamo 192 persone ricoverate, anche questo è un numero che scende continuamente, parliamo di area non critica, quindi di pazienti in situazione non grave, di cui 169 negativizzati, solo 23 attualmente positivi al coronavirus. C'è una sola terapia intensiva impegnata con un paziente positivo al coronavirus. Vediamo rapidamente dov'è, se è segnata, ed è all'azienda ospedaliera di Borgo Trento, quindi a Verona, e 11 le terapie intensive con persone che si sono negativizzate, quindi persone che non sono più positive al coronavirus. Sono 3.576 le persone dimesse dagli ospedali del Veneto e 1.426 invece quelle che hanno perso la vita all'interno delle strutture ospedaliere della nostra regione. Sono 3 in meno le persone ricoverate in area non critica, vediamo, questa è la tabella del consuntivo, e un decesso che è avvenuto ieri nel corso della giornata. L'ultima parte della tabella ci fa vedere la situazione delle strutture territoriali, quindi gli ospedali di comunità, dove ci sono ora 33 persone ricoverate, di cui 27 negativizzate, solo 6
positive, sono 306 i dimessi dall'inizio dell'emergenza e 41 i decessi in queste strutture. Noi torniamo in studio, questo era il riassunto della parte sanitaria dell'emergenza coronavirus, molto importante, perché ci fa vedere che effettivamente, magari in modo lento oppure più lento rispetto a quello che ci si aspettava, ma i dati tendono sempre a scendere, quindi resta da capire quando si potrà arrivare a quota zero di ricoverati, quota zero di positivi per più giorni. Lo vedremo, forse ce lo dirà Zaia nel corso della conferenza stampa che come sempre avverrà alle 12:30 e che noi trasmetteremo in diretta qui sul canale 18 e anche in streaming su Facebook come ogni giorno, seguitissima da chi non è a casa e magari è in giro, magari in vacanza e ha voglia di vedersi comunque le informazioni del governatore. Basta andare sulla nostra pagina Facebook e trovate tutta la diretta durante la fascia dalle 12:30 fino alle 13:30 o anche oltre se ci sono più cose da dire. Allora, visto che parliamo di Zaia, andiamo a risentire le ultime dichiarazioni sull'emergenza coronavirus, ma con anche una piccola puntualizzazione di natura politica, e sono quelle dell'ultimo punto stampa. Sentiamole assieme. Io ho sentito il Ministro stamattina, mi ha confermato la volontà di provvedere alla convocazione delle urne per il 20 e 21 settembre. È la giornata delle date e benché ancora non ci sia un decreto, per quello c'è tempo fino al 27 luglio, il presidente Zaia inizia ad intravedere i nastri di partenza per la competizione regionale, cui poi bisognerà incastrare una data utile per l'apertura delle scuole. Consegna liste, deposito liste 20-21 agosto, inizio campagna elettorale quindi il 21 e poi pronti e via. E noi comunque siamo dell'idea comunque di aprire le scuole, adesso faremo una riunione, ne parleremo, però penso che si andrà verso il 14. Non è una data ovviamente, ma una supposizione che il presidente, che dovrà confrontarsi con l'assessore regionale Donazzan con la giusta dose di organizzazione, ipotizza possa permettere di far perdere agli studenti soltanto 3 giorni di scuola, lasciando spazio ai seggi. Prendono in carico la scuola il sabato, allestimento seggi, domenica e lunedì si vota, martedì si dovrebbe sanificare, mercoledì aprire. Questo è il programma che immagino si possa mettere in piedi. Capitolo Giorgia Meloni, che provocatoriamente questa mattina ha espresso la sua contrarietà nei confronti delle affermazioni del presidente Zaia, che ha ricordato agli alleati che hanno confermato l'appoggio alla sua candidatura alle regionali l'impegno per l'autonomia. Io non ho offeso nessuno, mi spiace che qualcuno si senta offeso, però confermo tutta l'intervista e dico anche che chi vuol fare un percorso in Veneto, la condivisione dell'autonomia non è un favore a me, ma lo deve fare ai veneti, perché i veneti vogliono l'autonomia. Tanto è vero che, se non ricordo male, nell'intervista ho detto: guardate che Fratelli d'Italia in Veneto ha votato l'autonomia. Forse non bisognerebbe leggere solo i titoli degli articoli. La leader di Fratelli d'Italia attacca: impegno per l'autonomia sì, ma in cambio quello per il presidenzialismo. Io non c'ho nulla contro il presidenzialismo. Guarda, io sono sempre stato eletto con il nome scritto, figuratevi. Penso che tutto quello che sia eleggibile da parte del popolo vada bene. Di autonomia torneremo a parlare quanto prima, anche noi di Rete Veneta, la nostra emittente, assieme a tutte quelle del gruppo Media Nord-Est, stanno portando avanti questa battaglia assieme ai veneti fin dal giorno del referendum, che ha sancito la chiara volontà dei cittadini di questa regione di arrivare quanto prima a un'autonomia. Diciamo che la parentesi coronavirus può aver rallentato gioco forza questo progetto, che però proseguirà prima possibile, continuerà prima possibile. Ve ne daremo conto di sicuro. Per quanto riguarda invece la parte prettamente politica, abbiamo sentito il presidente Zaia più o meno annunciare che il voto dovrebbe svolgersi fra il 20 e il 21 settembre, quindi domenica e lunedì. Il fatto che sia una domenica e lunedì ormai certo, perché sono le norme che sono state varate a livello nazionale, quindi la data ancora precisa non c'è, però ormai tutti puntano a quella domenica 20, lunedì 21.
21 c'è da mettere in conto la riapertura delle scuole, che dovrebbe essere il 14, e quindi si cerca di capire come coniugare le due cose. Da una parte la riapertura degli istituti scolastici, che potrebbero essere poi chiusi dopo pochi giorni per le elezioni, per i ballottaggi dei comuni che dovessero andare al ballottaggio, con tutte le sanificazioni del caso, quindi una situazione molto molto complessa. Si cercano soluzioni e parleremo anche di questo nei nostri telegiornali, nelle nostre edizioni straordinarie da qui a quella data. Naturalmente la politica e tutto il resto vengono in secondo piano rispetto alla sanità, e sentiamo cosa ha detto l'assessore Lanzanin proprio sull'ultima delibera di carattere sanitario. È una delibera epocale per il Veneto, è una delibera che si è potuto costruire semplicemente per un motivo, per l'esperienza. È la sublimazione di un servizio, di un percorso che abbiamo fatto. Però è una delibera che ci permette ancora più di dire, se tornasse il coronavirus, siamo ancora più performanti. La nuova delibera è stata presentata durante il consueto punto stampa del presidente Zaia e apporta nuovi cambiamenti. Ci saranno 100 milioni in più. Cresce, si potenzia, risponde anche da quello che è stato l'esperienza che è maturata, quindi potenziamento della rete ospedaliera, terapie intensive, semi-intensiva, differenziazione dei percorsi di triage all'interno dei pronto soccorsi, e poi si potenzia per quanto riguarda la parte territoriale, di collegamento tra il territorio e la parte sanitaria. Previste anche nuove assunzioni. Si cerca personale, il grande problema sarà quello del personale, soprattutto del fatto che alcune figure come gli infermieri rischiamo di toglierle dal territorio per l'ospedale o il contrario, quindi dovremo avere molta attenzione ed essere molto delicati in questa operazione. In ambito ospedaliero ci sarà un intervento modulabile nei pronto soccorsi, con posizionamento di tende mobili per affrontare l'emergenza e potenziamento dei SUEM. Nasce poi l'infermiere di famiglia per l'assistenza domiciliare. Le assunzioni saranno 441. Confermate fino al 31 dicembre le USCA, 51 in Veneto, nate in piena emergenza come supporto. In ambito privato invece importanti novità per le RSA su 3 livelli. Un capitolo a parte è quello legato ai centri residenziali all'RSA per anziani, in cui prevediamo appunto la figura del direttore sanitario, che andrà ad affiancare la figura del medico curante e del medico coordinatore, e che dovrà quindi aumentare quella che è anche la qualità, ma anche l'assistenza in queste strutture che hanno un carico assistenziale molto importante oggi. È prevista insomma una struttura qualora, si spera di no, ma qualora dovesse tornare una pandemia? Sì, il terzo livello prevede, nell'ipotesi che ci fosse una recrudescenza e quindi con numeri importanti, anche di individuare una struttura dedicata, un po' come è successo per gli ospedali, proprio per permettere un'assistenza ancora maggiore all'interno di questi centri e di queste strutture. E quella del direttore sanitario all'interno delle case di riposo del Veneto era una delle battaglie che Rete Veneta ha portato avanti nel corso degli ultimi mesi, in seguito anche a quello che è successo in moltissime residenze per anziani, dove il coronavirus ha portato a drammatiche situazioni con decessi anche di moltissimi pazienti. Quindi sapere che la Regione ha deciso di seguire questa nostra richiesta, questo nostro consiglio, insomma, condiviso anche da chi gestisce le case di riposo, ci conferma la bontà della proposta che avevamo fatto molte settimane fa. Quindi da questo punto di vista un plauso anche alla Regione. Naturalmente ci sarà da capire cosa è successo nelle case di riposo, ma ci sono anche indagini in corso, quindi è bene che tutto questo faccia appunto il suo corso e poi si potrà parlarne in modo più sereno. Adesso chiudiamo l'argomento prettamente sanitario, perché arriva un lancio d'agenzia. L'ANSA ci dice che nel primo trimestre del 2020 il PIL del Nord-Est dovrebbe registrare una flessione tendenziale del prodotto di circa il 5%. La stima è elaborata da un'indagine di Banca Italia sull'andamento economico nei primi 3 mesi dell'anno, sugli effetti della pandemia da coronavirus, che è stata presentata questa mattina. Secondo lo studio condotto in primavera dall'Istituto sugli effetti dell'emergenza
sanitaria sull'economia del paese, quindi si parla anche di dati nazionali. Quasi la metà delle imprese intervistate si aspettava nel primo semestre dell'anno un calo del fatturato superiore al 20%. A livello nazionale, fa sapere il direttore della sede della Banca Italia di Trieste, in questo caso Luigi Bettoni, le stime del PIL parlano di un calo compreso fra il 9 e il 13%. Per il nord-est, è il commento, la stima è del 5%, un dato comunque meno peggiore rispetto al dato nazionale. Questo cosa vuol dire? Probabilmente che, come dicono da mesi tutti i nostri ospiti, assessori, politici, persone che fanno parte anche del mondo imprenditoriale veneto, che la nostra regione, o gran parte della nostra regione, aveva gli anticorpi per superare questa prima fase di grande difficoltà, o almeno per superarli in modo più brillante rispetto ad altre regioni d'Italia, dove abbiamo visto il calo sarà decisamente più grave, più sostanzioso. Poi quello che succederà a settembre, ottobre, ed è il punto di caduta di molti addetti ai lavori, perché quando finiranno gli aiuti, quando le aziende si troveranno a dover ripartire, potrebbe esserci davvero un problema grosso di natura economica e sociale, ma abbiamo davanti 2 mesi, forse 3, per prepararci all'impatto di queste novità, di questo trascinamento dell'emergenza coronavirus, e quindi si spera di poter fronteggiare un'emergenza di carattere sociale ed economico, e anche in quel caso più brillantemente rispetto ad altre parti d'Italia. Noi a questo punto facciamo una brevissima pausa, ma state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati alla nostra diretta. Siamo in edizione straordinaria anche oggi per informarvi sia su quello che succede sul versante del coronavirus e dell'emergenza, sia per parlare di tutte le altre notizie, approfondire con voi tutto quello che succede in il Veneto in questi giorni. Abbiamo visto come grandi settori della società, dell'economia stiano tornando alla normalità. Uno dei comparti che sembra trovare più difficoltà è quello della scuola, perché abbiamo visto anche nelle ultime ore ci sono forti attriti tra il governo centrale e le regioni per quanto riguarda le modalità di riapertura degli istituti scolastici. La data sembra essere stata trovata e identificata al 14 di settembre con, dicevamo prima, le elezioni al 20 e al 21, quindi con tutta una nuova serie di difficoltà che si ripresenteranno. Ma il 14 settembre pare essere la data di riapertura appunto delle scuole. Nessuno in questo momento sa però come riapriranno le scuole. A questo proposito arriva ora un'agenzia nazionale che ci fa sapere che sulla scuola le regioni pretendono di trovare un accordo insieme ai comuni e alle province. Si sta lavorando per questo, abbiamo lavorato intensamente tutta la notte. Questa è una dichiarazione di Stefano Bonaccini, in questo caso andiamo dai nostri vicini di casa, ma per comodità di informazione presidente appunto dell'Emilia Romagna e in questo caso della conferenza delle regioni. Le regioni si augurano che si possa trovare un accordo, altrimenti non daranno l'intesa ovviamente. Quindi se non si troverà un accordo sulle scuole, le regioni non si prenderanno alcuna responsabilità e così non faranno le province e neanche i comuni. Quindi la partita della scuola sembra essere davvero ancora apertissima e ci sarà molto sicuramente da discutere nei prossimi mesi su questo importante argomento. Adesso, prima di andare avanti con la nostra informazione, vi ricordiamo che fra 25 minuti inizierà la conferenza stampa del Presidente della Regione Luca Zaia, che dalla sede della Protezione Civile di Marghera, come ogni giorno ormai da mesi, ci informerà su quelle che sono le novità relative all'emergenza coronavirus e anche quelle relative agli interventi di carattere normativo che la Regione porta avanti per far tornare prima possibile la situazione alla normalità. Noi stiamo cercando di contattare la nostra Chiara Gaiani, che insieme a Valentina Visentin è in centro a Padova per raccontarci una cosa un po' particolare che sta succedendo appunto a Padova, ma come sempre succede con il bello della diretta bisognerà aspettare qualche istante. Prima di andare allora a Padova facciamo un salto a Vicenza per vedere, e parliamo di economia e non sono belle notizie, cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi.
È stato un periodo ovviamente di forzata inattività fisica, diciamo. L'inattività in tempo di lockdown delle aziende lo racconta Simone Arancani, imprenditore, un periodo di stop ma anche di riflessione. Abbiamo potuto fare dei pensieri su come riapprocciare il mercato partendo magari questa volta più vicini all'Italia, al territorio qui nostro. Cambiare mentalità, un modo di lavorare per sopravvivere anche in tempo post-Covid. Oggi commercianti, imprenditori, ristoratori sono chiamati a resistere e a reinventarsi dove è possibile. C'è già chi ha mollato, che non ce l'ha fatta, come mostrano le vetrine vuote, mentre si rincorrono voci di negozi, comprese catene, che in pieno centro storico, Corso Palladio, chiuderanno. Se ne parla ai tavoli dei bar del centro, dove anche qui è cambiato il modo di lavorare. Lo smart working ha cancellato per tanti la pausa pranzo. Se l'estate se ne va via così, gli occhi sono tutti puntati sull'autunno che rischia di preannunciarsi pesante e l'eliminazione del divieto alle aziende di licenziare è dietro l'angolo. Sicuramente qualcuno lo sta già mettendo sul tavolo come discussione. Io spero che non ci sia la necessità di licenziare, ma ci sia la modalità di rivedere magari certe posizioni in modo tale da poter far lavorare tutti, in una maniera più ridotta magari, da poter tenere tutta la squadra che avevamo prima. La parola d'ordine è risparmio e fare squadra. Bisogna sicuramente tirare la cinghia, bisogna sicuramente cercare di guardare più di prima tutto quello che possono essere dei piccoli sprechi o modalità di risparmio che sulle quali prima non si stava attenti. Ma si rifiuta di essere pessimista Gianluca Baratto, i conti su quanti chiuderanno non li vuole fare. I numeri veri li avremo a fine anno, per ora non voglio parlare di queste cose, preferisco pensare che ci sappiamo mettere in discussione. Questa era solo una delle tante voci che avvertono di quello che potrebbe succedere fra pochissimi mesi. Naturalmente nessuno vuole fare la Cassandra del caso ed è sempre indispensabile mantenere un forte equilibrio anche dal punto di vista dell'informazione quando si vanno ad approfondire questi temi, però è chiaro che è possibile che si arrivi a una situazione di grave difficoltà per le aziende, per le famiglie, quando a settembre-ottobre si arriverà, abbiamo sentito, a un cambiamento in quella che è anche la gestione di quelli che possono essere gli incentivi, gli aiuti, le iniezioni di liquidità da parte del governo centrale, ma anche eventualmente della regione. Adesso, prima di continuare a parlare di difficoltà e di economia, noi andiamo a Padova, dove c'è la nostra Chiara Gaiani che ci racconta una situazione un po' particolare, perché Padova è sempre stata una città molto polemica, molto vivace sotto questo punto di vista, e il fatto che si ritorni alle polemiche, insomma, vuol dire anche che Padova sta tornando alla normalità. È vero, Chiara? Sì, è vero Ferdinando, guarda, non so se si riesce a vedere dalle immagini che sto cercando. Si vede. Farti vedere con il telefonino. Questo è il ponte su Corso del Popolo sopra il canale del Piovego, che come appunto spero di essere riuscita a farvi vedere, sì, è colorato con le strisce arcobaleno. Abbiamo perso Chiara Gaiani, ora cerchiamo di metterci in contatto con lei perché questa situazione del ponte arcobaleno a Padova sta davvero creando una fortissima polemica. Chiara, ti abbiamo ancora? Ecco, abbiamo qualche problema di... Dovremmo riuscire a farcela, adesso provo a spostarmi. Allora, vi stavo appunto raccontando... No, non ce la facciamo, abbiamo problemi di connessione, succede con Skype, è uno strumento interessantissimo, però capita, e abbiamo visto anche noi durante le nostre dirette, che la banda spesso non riesca a sopportare l'enorme volume di dati, però adesso vediamo Chiara che si muove. Finché si muove c'è speranza. Chiara, raccontaci finché riusciamo a stare connessi. Sono riuscita a sentire? No. Sì, non ce la facciamo, peccato perché la notizia è interessante. Adesso facciamo un ultimo tentativo. Chiara, ci siamo. Ti vediamo? Vediamo se riusciamo... Sì, vai, okay. Vai. Allora, vi stavo raccontando
che il Comune di Padova ha colorato il ponte appunto sopra Corso del Popolo, come vi stavo dicendo, con delle vernici colore arcobaleno in omaggio a quello che doveva essere il giugno dedicato ai diritti delle LGTB, quindi anche di tutto il grande mondo delle persone omosessuali, delle persone appunto transessuali, delle famiglie anche altre, e questo perché Padova avrebbe ospitato come tutti gli anni proprio a giugno il Pride. Non potendo farlo quest'anno, l'amministrazione comunale ha deciso di fare questa operazione che è stata difesa da tutti, dal sindaco compreso. Tra l'altro ovviamente ci ha anche tenuto a dire che era una iniziativa di carattere ecologico, perché il ponte non resterà così per sempre. Questi colori che sono stati usati sono colori che poi con la pioggia si scioglieranno. Non ha mancato ovviamente di suscitare grandi polemiche questo in città da parte in prima battuta dell'opposizione, ma insomma c'è stata un'insurrezione generale non solo a livello di contenuto ma anche a livello proprio di posizionamento di questa iniziativa, perché io non riesco a farvelo vedere appunto con il telefonino, però la Cappella degli Scrovegni di fatto è a circa un centinaio di metri da qui, quindi una delle grandi polemiche su cui Padova si sta interrogando in queste ore è proprio questa. Doveva essere scelto tra tutti i ponti di Padova proprio questo. Di fatto la scelta è ovviamente anche simbolica, perché per chi non conosce la città questo è il grande viale che dalla stazione dei treni porta verso il centro storico della città, e quindi diciamo che se un messaggio voleva essere dato non solo ai padovani ma a tutte le persone che arrivano ogni giorno a Padova, questo era sicuramente il posto migliore. Ecco, di questo vi racconteremo nei TG di questa sera, e come ovviamente anche di molte altre notizie legate alla città, alcune anche curiose che arrivano dalla provincia. Chiara, secondo te c'è qualche anticipazione che possiamo dare adesso ai nostri telespettatori su quello che sta succedendo a Padova oggi? Certo, allora noi cercheremo di sviscerare uno degli argomenti su cui si è dibattuto molto in queste ore, e cioè parliamo delle leggi guida che sono arrivate, delle linee guida che sono arrivate per la scuola. Tra l'altro a Padova ieri c'è stato un vertice in prefettura proprio per parlare di questo, perché il grande problema, al di là insomma delle organizzazioni delle classi e delle difficoltà in questo momento che stanno vivendo le materne, soprattutto le materne paritarie, e vi faremo sentire anche la voce del presidente provinciale legato a questo, è il mondo del trasporto. Come faranno i tantissimi ragazzi che dalla provincia arrivano a Padova a poter raggiungere la città in sicurezza? Ecco, vi parleremo di questo, quindi il grande mondo della scuola sarà uno dei grandi temi del telegiornale di questa sera. Allora Chiara, prima di salutarti ti chiediamo di farci vedere ancora una volta questo ponte colorato, perché così chiediamo ai nostri telespettatori di dirci la loro idea. Vedete il numero 340-321-8806 che vedete in sovrimpressione, potete mandarci dei messaggi, dirci cosa ne pensate, se l'iniziativa vi piace, se ritenete anche voi che non debba essere fatta in un luogo così vicino alla Cappella degli Scrovegni. Molti dicono che ci sono temi molto più importanti in questo momento a Padova da sistemare prima di mettersi a dare il colore a un ponte per questo motivo, quindi indipendentemente poi dall'orientamento, dal credo di ognuno di noi, insomma è un tema che divide molto, molto divisivo. Ecco, vediamo lì dietro ci sono gli Scrovegni, questo è il centro di Padova, e con questa immagine noi salutiamo Chiara Gaiani, la ringraziamo moltissimo di questa proposta. Ripetiamo, fateci sapere cosa ne pensate. Ringraziamo Chiara Gaiani, un bel collegamento da Padova, il fatto che Padova sia tornata a roventi polemiche, alle roventi polemiche alle quali ci aveva abituato, perché Padova, lo sappiamo, è città molto viva e vivace da questo punto di vista. Noi continuiamo a vedere cosa sta succedendo in giro per la regione. In questo caso ci spostiamo a Marostica, parliamo di turismo e di un turismo particolare, quello legato agli eventi, perché la cittadina murata, una delle perle della Pedemontana, perderà fra i 90 e i 100.000 turisti, presenze turistiche quest'anno a causa dell'annullamento dovuto all'emergenza coronavirus di importanti eventi. Ne abbiamo parlato col sindaco.
Resterà l'omaggio a Ennio Morricone come unico evento in cartellone al Marostica Summer Festival, tutto il resto annullato causa Covid. Quest'anno noi abbiamo fatto un po' il conto degli eventi annullati. Hanno cifre importanti che un po' si vanno a riflettere su tutto il territorio, soprattutto in base alle presenze. Quest'anno vedremo sicuramente meno 90.000 persone. Sono numeri importanti, questi qua erano i numeri precisi del conteggio dalla vendita dei biglietti che noi avevamo già messo in preventivo. 90.000 presenze in meno dunque per una Marostica che conta poco più di 14.000 abitanti, causa cancellazione di quegli eventi che hanno portato il nome di Marostica un po' ovunque. È saltato il Summer Festival, la partita a scacchi e il concerto autunnale di Bocelli. Inoltre l'evento che stiamo organizzando con gli alpini nel pre-partita a scacchi l'abbiamo dovuto spostare all'anno prossimo. Nemmeno gli alpini, quindi, con la fanfara ad aprire l'attesissima partita a scacchi, difficile anche fare una stima in soldoni. Di sicuro sappiamo che con soltanto il 30% di biglietti venduti a settembre della partita a scacchi, tutto quanto il settore alberghiero che riguarda l'area di Marostica e Bassano era già a un coprire i posti per il 70% quasi, per cui potete ben capire l'impatto che avrà sul territorio non fare questi eventi. Questa era la situazione, in questo caso a Marostica, ma sappiamo che tantissime cittadine turistiche che hanno dovuto annullare eventi importanti si trovano nella medesima condizione. Invece è andata molto meglio, almeno a sentire i sindaci e a vedere le immagini che ci arrivano dall'altopiano, nella zona dei 7 comuni, che è stata presa letteralmente d'assalto nel primo weekend d'estate. Ne abbiamo parlato con il sindaco di Gallio. L'altopiano, per la propria conformazione orografica, quindi questa ampiezza sempre al sole, sempre all'aria pura, si presta automaticamente a quello che è il distanziamento sociale, quindi chi viene sull'altopiano può trascorrere le proprie vacanze in armonia senza preoccupazione della mascherina, perché appunto, ripeto, l'ampiezza dell'altopiano dà respiro a tutti. C'è l'orgoglio di chi torna a sorridere nelle parole di Emanuele Munari, presidente dell'Unione Montana, aspettabile reggenza dei 7 comuni, dopo la devastazione di Vaia che nel territorio ha lasciato segni indelebili e dopo anni in cui questa zona aveva perso il suo appeal. Un fine settimana da record per l'altopiano di Asiago che si affaccia al cuore dell'estate con il piede giusto e un tutto esaurito che non si ricordava da anni. Grazie a Dio comunque abbiamo registrato 2 weekend di pienone, è cambiato perché abbiamo registrato gli appartamenti in affitto sold out, cosa che non si verificava da tanto tempo, quindi questo turismo che ha scelto di stare sull'altopiano a Gallio, ad Asiago, a Roana, su tutto l'altopiano, perché lo ritiene ancora un punto di rifugio, un punto dove nella mente si sta bene. Molti mordi e fuggi nel fine settimana, qualche problema di traffico sulle strade, la speranza è che tra luglio e agosto tutte le seconde case siano aperte e gli eventi non mancheranno, dal Festival Cimbro dall'11 luglio a Roana alla musica ad Asiago, allo street food a Gallio. Quindi un invito abbiamo sentito da parte anche degli altri sindaci dell'altopiano di 7 comuni a trascorrere le vacanze in quella zona, come tutta la montagna veneta e come tutto il litorale, tutte le aree turistiche della nostra regione. Noi ora facciamo una breve pausa, ma state con noi perché fra 10 minuti inizia la conferenza stampa di Zaia. Buongiorno, bentornati alla nostra diretta, siamo in edizione straordinaria anche oggi per informarvi su quello che succede in Veneto con l'emergenza coronavirus, ma per darvi anche tutte le altre notizie dalla nostra regione. Noi siamo già collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera, vediamo grazie alla regia di Fabio Verin che ci mostra è già tutto pronto per l'arrivo del Presidente, dovrebbe essere qui fra un paio di minuti, quindi lo aspettiamo perché c'è da capire quali sono i dati dell'emergenza coronavirus di oggi, quindi dove stiamo andando con la parte sanitaria, quindi i dati riguardanti gli ospedali, ricoveri, eventuali nuovi decessi, tutto quello che riguarda appunto il versante medico sanitario dell'emergenza e poi sentire quali sono le scelte della regione. Abbiamo visto che ci sono forti attriti fra Stato, fra governo centrale e regioni sulla scuola, credo che si parlerà, siamo convinti anche di questo durante la conferenza stampa, si parlerà probabilmente anche di lavoro perché la situazione non è
non è affatto buona. Abbiamo visto che sono stati già persi migliaia di posti di lavoro in Veneto dall'inizio dell'emergenza coronavirus. E a proposito di lavoro, arriva una notizia di quelle che non si vorrebbero più sentire, che invece arrivano purtroppo molto spesso. C'è stato un incidente mortale in un'azienda di carpenteria a Maerne, in provincia di Venezia, Maerne di Martellago. Un operaio è morto in un incidente avvenuto questa mattina in una carpenteria, sarebbe rimasto schiacciato sotto una pressa. I colleghi hanno chiamato il 118, è stato fatto tutto il possibile, ma ai sanitari non è rimasto che constatare il decesso dell'uomo. Naturalmente ci sono ora tutte le indagini del caso in corso, ma abbiamo visto di recente molti infortuni sul lavoro dall'esito anche mortale, quindi ci sono cose che non sono cambiate, che dovranno per forza cambiare in una regione come il Veneto, che fa del lavoro uno dei pilastri della propria forza e della propria sopravvivenza. Prima di andare a sentire Zaia, perché vediamo che non è ancora arrivato, vi leggiamo, più che vi leggiamo, vi diamo nota di qualche messaggio che è arrivato in seguito al collegamento Skype che abbiamo appena fatto con la nostra Chiara Gaiani da Padova, che ci ha fatto vedere il ponte colorato di Arcobaleno dall'amministrazione comunale per omaggiare diciamo il Pride che non si svolgerà. Diciamo che i messaggi che arrivano sono quasi tutti contrari a questo intervento. C'è chi lo ritiene inopportuno sia nella tempistica, quindi durante l'emergenza coronavirus, sia nel luogo, che viene ritenuto troppo vicino a zone importanti di Padova, come abbiamo visto gli Scrovegni, in un punto molto molto particolare. Quindi per ora i vostri messaggi sono quasi tutti contrari a questa iniziativa dell'amministrazione, ma sappiamo che è una scelta, sapevano anche quelli dell'amministrazione comunale padovana che sarebbe stata una scelta divisiva. Messaggi anche forti, dei contenuti abbastanza forti, quindi non riusciamo, non è il caso di leggervi. Vi invitiamo comunque al rispetto quando ci mandate i vostri messaggi nella forma e nei contenuti, perché comunque ci piacerebbe leggerne alcuni in diretta e non sempre è possibile. Noi vediamo che c'è movimento già nella sede della Protezione Civile a Marghera. Immaginiamo che Zaia sia in arrivo, vediamo la persona che traduce i discorsi di Zaia nel linguaggio dei segni, e immaginiamo che stia arrivando Zaia. È mezzogiorno e mezzo, manca un minuto, quindi siamo pronti. Noi vi ricordiamo che oggi poi la nostra programmazione prosegue come sempre con il tempo libero nel pomeriggio, poi con la messa alle 18 dalla Basilica del Santo a Padova, e alla fine della messa torniamo con la nostra informazione. Vedrete alcuni dei servizi che abbiamo annunciato oggi, quindi si parlerà di lavoro, si parlerà di impresa, si parlerà anche di turismo, di tutti quelli che sono i temi che universali in Veneto, ma molto importanti per il territorio del Vicentino, della Pedemontana, per questa provincia, ma anche per il Padovano. Insomma, tutta la regione è coinvolta in questa situazione di grande incertezza. Si parlerà di certo anche di scuola, di elezioni, di politica, quindi ricominciamo a parlare del Veneto a 360 gradi dopo aver parlato molto di coronavirus, di emergenza e di difficoltà. Siamo in attesa, dicevamo, dell'arrivo del presidente Luca Zaia. Per chi non avesse a disposizione una TV, il nostro streaming sta già funzionando sulla pagina Facebook di Rete Veneta, dove carichiamo anche dati, informazioni, altri servizi importanti. Poi trovate tutto anche sul canale Telegram della nostra emittente, con la possibilità di scaricare quelli che sono i dati, le ordinanze, le informazioni, tutte le novità anche in formato PDF, perché sono molti a volere le carte, diciamo, di questa emergenza per potersele studiare. Anche vediamo lo scaricamento delle tabelle dell'emergenza, che carichiamo continuamente, è continuo, perché le persone vogliono fare il confronto con quello che è successo nei giorni precedenti. Però per sapere quelle di oggi dovete stare collegati con noi, perché sta arrivando Luca Zaia con gli ultimi dati, i ricoveri, le terapie intensive, tutto quello che c'è da sapere sull'emergenza coronavirus. Non sappiamo, non c'è stato comunicato al momento se ci saranno ospiti, ma visto che Zaia ha inaugurato
possiamo dire, la presenza di ospiti nella sede della Protezione Civile per approfondire quelli che sono i temi di cui si parla tutti i giorni, quindi dalla sanità al lavoro, abbiamo visto anche l'agricoltura, insomma tutto quello che è importante sapere non solo dalle parole del governatore ma anche degli addetti ai lavori, di importanti esponenti del mondo della scienza, per esempio, del mondo della medicina del Veneto, per capire cosa è successo finora e dove stiamo andando. Siamo in ritardo di un paio di minuti, ma non riteniamo che ci siano problemi di alcun tipo. I colleghi sono già pronti, i nostri colleghi sono sul posto, abbiamo passato a loro, i nostri giornalisti di Media Nord-Est, le domande che voi ci avete inoltrato tramite i vostri WhatsApp, i vostri SMS, in modo tale che le possano sottoporre all'attenzione del Presidente, ma anche dell'assessore Manuela Lanzanin, che spesso è presente alle conferenze stampa per approfondire i temi sanitari. C'è spesso anche Giampaolo Botaccin, referente per la protezione civile, perché è comunque un ambito molto coinvolto da questa emergenza. In attesa di Zaia andiamo a vedere se arrivano altri messaggi, vediamo. C'è qualcuno che ci conferma di aver inviato il messaggio sul ponte colorato a Padova con toni molto accesi, perché voleva che passasse questo concetto, naturalmente parole che non possiamo sempre ripetere in televisione, anche perché stiamo parlando di argomenti molto molto delicati. C'è anche chi ci parla di lavoro, però c'è chi ci chiede quanto potrà durare la cassa integrazione. Questo è uno dei temi di cui parleremo nella nostra informazione nei prossimi giorni, perché il tema del lavoro, dell'impresa, anche di quello che possono continuare a sopportare le famiglie è molto molto sentito anche in provincia di Vicenza, anche nelle aree del Veneto dove la produttività è rimasta sempre a livelli molto forti, in modo differente rispetto ad altre zone. Stiamo aspettando, dicevamo prima, Luca Zaia. Oggi siamo in ritardo di 3 minuti, cosa che a nostra memoria non era mai successa. Non ne conosciamo il motivo, ci sarà probabilmente qualche intoppo di carattere organizzativo, ma sappiamo che ci sono anche delle conferenze importanti, per esempio la conferenza Stato-Regioni sulla scuola. Sappiamo che in corso, abbiamo letto prima una dichiarazione molto forte di Bonaccini, quindi siamo certi che la Regione stia portando avanti tutte quelle che sono le dinamiche anche con il governo, con le altre regioni, per arrivare a fare la quadra sui temi più importanti del momento, che sembrano essere scuola e lavoro. Quindi per ora sono questi due i pilastri. Vi lasciamo al Presidente Zaia. Chi è che ha fumato qui? Chi è che ha fumato? Guarda. Però sono fuori. Sì, ma il fumo viene dentro, se quello è il problema. No, è un buon profumo. Grazie, buongiorno a tutti. Scusate, siamo in ritardo? Di quanto? Scusate, ma io arrivo da Feltre e ringrazio Frato, mi scuso anche con la dottoressa Antonia Ricci, che è il direttore dell'Istituto Zooprofilattico facente funzione, ma è il direttore dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, e il dottor Calogero Terregino, che è qui in veste di virologo. Quindi poi vi dirò, perché è una bella roba quella della quale parliamo oggi, cioè è una di quelle giornate alle quali tu vorresti dire io c'ero, no? E vedrete che la comunicazione sarà molto più interessante di quello che si possa pensare. Saluto poi Sinici, vedi, mi ha scritto Iki con la K, mi ha detto si pronuncia così, Sinici, e Cavarada, benvenuto, you are very very welcome. È un vostro collega, rappresenta il più grande giornale quotidiano giapponese. Parli italiano? No. Sì. Ah, perfetto. E poi
Yasut Sato, eccolo lì, saluto anche lui, e sono qui appunto in rappresentanza del The Asahi Shimbun. Quindi li ringrazio perché questo giornale giapponese è venuto qui oggi. Arigato. È un bel ricordo del Giappone, di Tokyo, perché abbiamo portato di fatto a casa la partita delle Olimpiadi, abbiamo iniziato a Tokyo con le Olimpiadi e il mio augurio va al popolo giapponese che possa fare delle belle Olimpiadi che sono state rinviate e saremo tutti lì presenti per le Olimpiadi di Tokyo. Ma a Tokyo è iniziato il nostro percorso per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina, direttamente a Tokyo. Totale tamponi, abbiamo passato i 9.000 ragazzi. Sì, 907.000, 6,33. Isolamento 727 persone, meno 14 rispetto a ieri. Numero dei positivi 19.257, più 4. Ricoverati in area non critica, quindi i ricoverati calano ancora. Pensate, meno 24 rispetto a ieri, 192. Poi qualcuno mi dice, ma perché fai i cartelli? Perché ricordo che i cartelli nascevano dalla mia testa per i non udenti. Dopodiché abbiamo avuto il linguaggio dei segni, però vedo che i bimbi apprezzano il tema dei cartelli, anche molte persone, perché resta visivamente la memoria visiva, quindi per questo sono i cartelli, non è che è un'invenzione di chissà cosa. E quindi 192 meno 24. Terapie intensive sempre 11, 1 più 10, 1 Covid e 10 normali, cioè normali, non Covid. 2 morti in più rispetto a ieri, 2006 morti. Morti in ospedale 1426, i dimessi sono 3577 più 25, nati 89. Allora, organizziamo un po' ste carte, un attimo solo. Facciamo gli auguri a 2 signore, Zanette Luigia, detta Lucia, che fra l'altro del mio paese, 102 anni, di Bibano. Infatti qua mi hanno scritto pure lei di Bibano, quindi vuol dire che si ricordano che sono di Bibano. Quindi la signora Zanette Luigia che oggi fa 102 anni, ma tutti la conoscono come Zanette Lucia, 102 anni, le facciamo gli auguri e facciamo gli auguri anche alla signora Zanotto Rina per i suoi 100 anni. I giapponesi sono attenti ai centenari, perché ne sanno qualcosa, e di Vaglione a Vicenza. Ecco. Allora, 2 considerazioni rispetto al bollettino. Per noi resta sempre viva la preoccupazione della reinfezione. Voi vedete che a livello internazionale abbiamo sempre più notizie ricorrenti di focolai, di microfocolai, insomma di reinfezioni. Il virus c'è perché vedete 2 più 2 più 4, cioè abbiamo sempre dei contagiati. Dopodiché è pur vero che secondo il principio diciamo scientifico del dottor Rigoli dice ma fino ad ora troviamo virus che non crescono su coltura cellulare, e poi qui abbiamo i massimi esperti che ci possono dire di questo, troviamo dei pezzi di RNA, le amplificazioni superano le 30 amplificazioni, per cui siamo già a livelli di virus non virus, però l'appello che faccio ai cittadini è di non prendere sotto gamba sta storia. Io non faccio parte dei catastrofisti che comunque volete una versione catastrofista, guardate il virus è pericoloso, avremo una reinfezione certa, avremo dalle spiagge usciremo con un massacro. Io dico voglio invece dire un'altra cosa, dico a tutti massima attenzione, in spiaggia si può andare, si deve andare, ma si deve anche privilegiare non il collo di bottiglia della spiaggia centrale dove ci vanno tutti, cercate di distribuire le vostre scelte, nel senso che la spiaggia libera c'è dappertutto in Veneto, non è che abbiamo spiagge intercluse ai cittadini del sabato e della domenica.
cercate di fare delle scelte, questo è l'appello. Una volta si facevano le vacanze gli appelli per le partenze intelligenti, oggi facciamo gli appelli per lo spazio intelligente. Ecco, lanciamo questa nuova sfida, cerchiamo di dire io mi scelgo la spiaggia intelligente, nel senso che non andremo tutti, adesso non posso citare le località perché poi si arrabbiano i gestori di quelle località, non andrò nel baricentro della balneazione della località X, ma cercherò di andare sempre nella stessa località e scegliere magari la spiaggia un po' più remota, dove di solito ci arrivi camminando sul bagnasciuga e dici guarda qui che tranquillità c'è, perché magari vieni dall'assembramento. Ecco, cercate di farlo. Piccole misure, un appello ai giovani, piccole misure, perché c'è il rischio che vi ammaliate, c'è il rischio che il Covid vi crei guai e c'è il rischio ancora più peggiore che andiate a portare il virus magari a qualche bimbo immunodepresso che avete in casa o che conoscete, o a qualche anziano o qualche persona che è malata, che non può permettersi di avere il virus. Guardate, il nostro staff, che sia chiaro, è oggi in assetto pronto per una reinfezione. Cioè, se adesso qualcuno dice Zaia ha chiuso, sapete, ve la dico fino in fondo, no? Siamo in tema di confidenze. Io ve la dico fino in fondo, ci ho pensato 1000 volte prima di chiudere la conferenza stampa, perché la chiusura della conferenza stampa, io ho il terrore che faccia passare l'idea che è finita. Tant'è vero che è un arrivederci, nel senso che avremo già la prossima settimana più comunicazioni da dare importanti. Abbiamo anche delle ordinanze in canna comunque, e anche importanti. Però c'è la preoccupazione che i cittadini non pensino, calano i contagi, si stanno svuotando gli ospedali, Zaia non fa più la conferenza stampa, le spiagge sono piene, via Femo Baldoria. Non è così. Avviso i veneti che la nostra squadra oggi è schierata in assetto di guerra in attesa di un'eventuale reinfezione. Speriamo non arrivi mai, ma è giusto dire che così stiamo ragionando. Io non aggiungerei altro, passo la parola a voi se avete domande, se no passo direttamente al... Io darei la precedenza oggi al collega di Asahi Shimbun che ci sta inseguendo da 4-5 giorni, poi credo ci sia Tosato e poi sentiamo gli altri colleghi, Bonnet, Emiliano, Parisi e quant'altri. Prego. Grazie Presidente. Volevo fare due domande. Prego. Uno, volevo sapere come affronta questa epidemia in primi giorni a febbraio, perché tutti i giapponesi non sanno quasi niente ancora. Soprattutto quale differenza c'è il provvedimento per riuscire a contenere il virus in Veneto rispetto a Lombardia? E poi, scusi, prego. Seconda domanda volevo sapere anche come è arrivato a prendere la decisione così importante e cruciale di fare tamponi a tappeto anche ai asintomatici, soprattutto per esempio a Po e Euganeo. Allora, noi abbiamo un modello diverso dal vostro, giapponese. Voi mandate tutti i pazienti sintomatici in un ospedale di riferimento. Questo accade a Tokyo. Noi invece abbiamo fatto una scelta di dedicare 10 ospedali in Veneto per i pazienti coronavirus e comunque i pazienti possono recarsi in qualsiasi ospedale. Se poi sono positivi e hanno bisogno di cure, coronavirus, Covid Center. Noi abbiamo avuto il virus il 21 febbraio, i tuoi colleghi giornalisti sanno, sta storia la sanno ormai a memoria, mi perdonino se riparto dall'inizio. Il 21 febbraio abbiamo avuto la prima notizia dei primi 2 contagiati, il Veneto ha avuto il primo decesso della storia del coronavirus in Italia, quindi ha avuto il primo morto, il signor Trevisan di Vo. In quell'occasione, nel momento in cui abbiamo avuto la notizia dei 2 contagiati, si è riunita la task force
della provincia dove c'erano i contagiati, quindi di Padova. Io ho partecipato alla task force, era un pomeriggio verso le 4 del 21 febbraio e lì in quella riunione ho chiesto, e quindi è una mia decisione, che si facessero 3 cose: chiudere l'ospedale di Schiavonia, cioè chiudere l'ospedale nel quale si trovavano i 2 pazienti di Covid, perché in presenza di informazioni zero, notizie non ne avevamo su questo virus, fondamentale era disinfettare, sanificare, cioè rendere pulito quell'ospedale, quindi svuotare l'ospedale. Ci abbiamo messo 5 giorni a svuotarlo per le dimissioni. Mettere le tende riscaldate della protezione civile fuori da tutti gli ospedali del Veneto, pronti in caso di emergenza, poi tale è stata. 3, che è stata la prima decisione, fare il tampone a tutti i 3.500 cittadini di Vo, che ringrazio ancora e so che sono in ascolto. E quindi la decisione è stata una decisione di sanità pubblica, cioè non conoscendo questo virus abbiamo deciso, anzi ho deciso di fare contro legge i tamponi a tutti i cittadini di Vo. E lì abbiamo scoperto che avevamo 66 asintomatici oltre ai 2 sintomatici che avevamo. I 66 li abbiamo isolati e questo ha permesso di non creare una bomba esplosiva in Vo. La Lombardia ha un altro modello sanitario e ha un altro tipo di territorio. Non trovo corretto paragonare le diverse sanità, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, ognuno ha la sua storia. C'era da riconoscere che la Lombardia ha 2 discriminanti importanti rispetto a noi: aree metropolitane che noi non abbiamo, cioè grossi agglomerati di popolazione, pensate all'area metropolitana di Milano ad esempio, sono milioni di persone. 2, la sfortuna di aver avuto un'onda d'urto del virus importante, cioè la Lombardia ha avuto veramente un'onda di piena importante in poco tempo. Noi abbiamo avuto anche un altro vantaggio, che avevamo 7 giorni di ritardo rispetto alla Lombardia e con il Covid il tempo è denaro, nel senso che l'errore che fa quello davanti a te non devi farlo tu che arrivi 7 giorni dopo. Altri? Filippo, That's ancora? okay. Scusi, altre domande? No, grazie. Ok. Prego. Buongiorno Presidente. Io tornerei su una domanda di carattere politico che insomma era già rimbalzata ieri, ovvero ieri la giornata politica, non soltanto veneta, è stata un po' scandita dalla polemica tra Lega e Fratelli d'Italia sul tema alleanze-autonomia. Anche oggi Giorgia Meloni è tornata sull'argomento dichiarando che trova incomprensibile il suo atteggiamento e criticando la Lega che chiede un patto di sangue sul referendum, ma dice lei nella precedente esperienza di governo si è alleata con i 5 Stelle, ha fatto un governo e l'autonomia però è rimasta sulla carta. Allora, qual è il suo orientamento a riguardo? Glielo chiedo perché c'è il sospetto che al di là dei documenti, no, che si sottoscrivono, anche il primo governo Conte è nato sulla base di un contratto programmato in cui l'autonomia era prevista, c'era, poi invece è rimasta al palo. Ho l'impressione che lei, ma non soltanto lei, molti esponenti della Lega ritengano che Fratelli d'Italia, per la sua legittima cultura politica centralista, non creda in un processo di decentramento dei poteri, creda invece nel primato dello Stato e quindi alla lunga su questo terreno sia un partner problematico. Ma guardate, allora io mi sto ancora interrogando sull'intervista che ho rilasciato, che confermo dalla prima all'ultima parola. Cioè non ho offeso nessuno e questo mi inquieta di più perché voi mi riconoscete, penso, un minimo di raziocinio nel sapere se fai un'intervista che ha dei secondi fini o ha delle azioni offensive
nei confronti di qualcuno. Leggete la mia intervista, ho semplicemente detto guardate, ci sono due categorie di scettici sull'autonomia, quella di quelli che vedono sottrazione di potere, sui quali non mi esprimo perché vuol dire che sono fuori dalla storia, e quelli che vedono il problema dell'unità d'Italia. Dico stiano tranquilli perché non è Costituzione. Appunto. Da qui a tirar su un caso, allora mi chiedo, siccome vedo che c'è un grande dibattito, ma nessuno che dice, scusate, quando si dice sempre no, questo è l'uovo di Colombo, no? E l'aneddoto su Colombo qual è? Che dice che tutti pensavano come fa a stare in piedi l'uovo, arriva Colombo e fa, sta in piedi, ci ha schiacciato la camera d'aria dell'uovo e l'uovo sta in piedi, no? Sodo. Allora, se è così, mi sarei aspettato un colpo di teatro e qualcuno dicesse dove c'è il contratto, firmiamolo. Cioè, se io fossi dall'altra parte, direi, ma scusate, risolviamo questo problema, parliamo di problemi veri. Sarà mica un problema l'autonomia. Mi preoccupa perché vedo che non è, nessuno ha detto, beh, alla fin fine, l'ho detto io nell'intervista, Fratelli d'Italia ha votato l'autonomia. L'ho detto nell'intervista, cosa dovevo dire? Non ho detto che ha votato l'autonomia tirata per il collo, per la giacca, e non volevano votare, li abbiamo minacciati. Ho detto, Fratelli d'Italia ha votato l'autonomia in Veneto, per cui non ci sono mai stati problemi. Se adesso il Veneto dice vogliamo fare un percorso, Giorgia Meloni, che ripeto, conosco e considero persona intelligente, ci ho fatto il ministro assieme, quindi la conosco meglio di tutti voi, a me spiace che abbia imboccato, stia dando sta lettura, secondo me, distorta da tutto questo dibattito. Allora, è ragionevole e legittimo che il governatore del Veneto ponga la questione dell'autonomia, sì o no? Sì. Perché? Ma non perché è un pallino mio, perché hanno votato oltre 2,5 milioni di veneti l'autonomia e penso che sia non legittimo, sia un dovere porre questa questione. Ma oggi la poniamo al centrodestra, domani sarà posta anche al centrosinistra, perché un centrosinistra che non si esprimerà sull'autonomia penso che sicuramente dovrà chiarire sta partita, che poi anche loro in parte hanno sostenuto, in parte no, ma non voglio aprire altri fronti. Dico che se si vuole risolvere il problema lo si risolve sottoscrivendo un patto. Se vai a rivangare che Bossi nel 96 aveva la possibilità di fare autonomia e non l'ha fatta, che Salvini nel 2018 era... Sì, tutto ciò premesso, domani non è ieri, vogliamo parlare di domani oppure... Perché Giorgia l'ha detto anche a me qualche giorno fa, perché alla fin fine l'autonomia non l'avete portata a casa con i grillini, non mi sembra di essere stato dolce con i grillini, voi stessi avete scritto fiumi di pagine delle mie dichiarazioni rispetto ai grillini o 5 Stelle che si facciano chiamare, e quindi direi che io sono sempre stato lineare su questa roba. Se poi è lesa maestà porre la questione sull'autonomia, allora vabbè, allargo le braccia e dico prenderemo quello che passa al convento, però di certo a questo punto diventa la condizione sine qua non. Poi ho visto una dichiarazione sul presidenzialismo, ma guardate, io non ho nulla contro, l'ho sempre detto, sono tutti i miei discepoli, ma scusate, ma secondo voi uno che ha sempre preso i voti personalmente ha problemi di sostenere il presidenzialismo? Io no. Ma ho detto, non c'entra nulla con il discorso che sto facendo io. Il discorso del presidenzialismo, anche perché qualche giornale maldestramente ha voluto scrivere cose che io non ho detto. Io ho detto presidenzialismo, piuttosto che altre proposte che farà Forza Italia, legittimo che lo pongano al tavolo nazionale, ma con me si parla di autonomia. C'è inutile che parliamo di autonomia e uno mi venga a dire, senti, ma la riforma della giustizia, sto parlando di autonomia in Veneto, è legittimo che io parli di autonomia in Veneto o è proibito anche fare questo? Perché se è un tema di lesa maestà, di proibizioni, vedo che ne facciamo poca di strada assieme. Io inviterei tutti a fare, non dico un passo indietro, un passo a lato e guardare in faccia la realtà. In Veneto, i veneti hanno bisogno di tranquillità, punto. E la tranquillità gliela dai ai veneti se ti impegni sull'autonomia. Se avessi chiesto di firmare, che so, l'accordo sull'obbligatorietà del canto dell'inno d'Italia, penso che l'avrebbero firmato ancora prima che finissi di parlare, no? Cioè ognuno ha i suoi must, no? Punto.
Poi non so, magari qualcuno si è offeso perché ho detto per l'italianità non passa solo nello sventolare il tricolore, ma passa attraverso anche il sostegno della Costituzione che prevede l'autonomia. Ma non la ritengo una frase offensiva e la ripeterei 1000 volte, perché a me non piace che chi parla di autonomia sia ritenuto poco italiano e chi parla di tricolore sia italiano al 100%, perché l'autonomia è prevista dalla Costituzione, ma non dalla modifica del 2001 del titolo quinto, ma è prevista dalla Costituzione del 1948. E non vi cito Einaudi per la 1000ª volta, che è uno dei padri costituenti, ma potrei parlare di Calamandrei, potrei parlare di molti altri che si sono espressi. Però Einaudi diceva anche un'altra roba, non diceva solo ad ognuno dovremmo dare l'autonomia che si spetta. C'è una frase famosa di Einaudi che diceva: il risorgimento sarà finito quando tutti avranno la propria autonomia, che non era sibillina come frase. Cioè Einaudi vedeva storicamente il percorso del risorgimento non concluso, ma lo vedeva come un percorso che avrebbe comunque cessato di esistere da un punto di vista di pensiero risorgimentale, non sto parlando di guerre o di rivoluzioni, nel momento in cui avessimo ottenuto l'autonomia. Quindi pensate al padre costituente cosa pensava dell'autonomia. Ci ha scritto la Costituzione perché diventasse uno Stato federale l'Italia. Quindi non è contro l'unità, punto, quindi non ci sarebbe nulla da aggiungere. E Bonet. Sì. Ciao. Buongiorno. Allora, stando su questo volevo chiedere 3 domande rapidissime. La prima, io credo che Fratelli d'Italia ne faccia una questione di mancanza di fiducia, nel senso che nel momento in cui dopo 10 anni di amministrazione insieme si chiede ai futuri alleati di firmare nero su bianco un accordo, ai loro occhi questo presuppone una mancanza di fiducia. Loro dicono ci costringe a firmare qualcosa che noi non sentiamo l'esigenza di dover firmare perché siamo sempre stati leali. Quindi la domanda è: c'è poca fiducia nei confronti degli alleati? La seconda domanda, questa vicenda dell'autonomia è un disegno preordinato dalla Lega per una corsa solitaria, cioè si vuole arrivare a una rottura per permettere a lei, forte del suo consenso, di correre da solo? Terza domanda, più legata ai temi della Lega, agli equilibri nella Lega. Mi ha colpito, ma forse sono io che mi stupisco per niente, che ieri, diciamo così, da parte di Fratelli d'Italia sono intervenuti molti, dalla Russa, Meloni, Darlato, la Donazzan, tanti esponenti. Della Lega io ho registrato, a parte Fontana non è intervenuto nessuno. Questa cosa un po' mi ha colpito, da Salvini in giù mi aspettavo che ci fosse delle dichiarazioni a supporto che io non ho visto arrivare. Queste 3 domande, grazie. Bah, sull'ultima sinceramente non ci ho neanche pensato, non cambia nulla, nel senso che io sono abituato ad aprire i dibattiti, se li apro io li chiudo io, cioè non è che poi se qualcuno ha qualcosa da dire si interviene. Non ci vedo né un problema né dalla Lega né da Fratelli d'Italia nel dibattito, ognuno dice quello che pensa, appunto. Non è creare le basi per correre da soli, assolutamente no, e anche perché penso che ci sia un problema generale, sia difficile sostenere un progetto di centrodestra se poi se ne va un blocco così importante. Terza domanda, che è la prima, tu mi dici, ma è un fatto di fiducia? Io l'ho detto, guarda, per fortuna che ho fatto quell'intervista, fra l'altro viene dal tuo giornale, ho detto o non ho detto Fratelli d'Italia ha votato l'autonomia? Punto, cioè, non è una questione di fiducia, è una questione di organizzazione, cioè, la ritengo peraltro posso dire, è nata con che idea? Mi è stato detto, guarda che a livello nazionale vogliamo fare un documento per il centrodestra, c'è anche la vostra partita dell'autonomia, punto. Allora, vuol dire che se fosse una questione di fiducia non si firmerà più nulla, no? Perché se basta la fiducia, ma la fiducia c'è, perché se fai un percorso assieme la devi fare in fiducia, ma mettere nero su bianco una sorta di cronoprogramma, di storyboard, di definire quali sono le priorità, a me sembra una roba banale. Cioè non mi pare che vuoi un premio Nobel per fare queste robe qua. Mi metti in fila. Tanto è vero che a me Giorgia Meloni l'altro giorno mi ha detto, guarda, noi abbiamo la partita della norma salva, ma lo avete scritto anche voi nei giornali, del salva il ciuccio,
scusami, sì, giusto. Sì, no, perché stavo parlando del saltimbanco, ho fatto saltimbanco e inciucio. E la norma anti-inciucio, il presidenzialismo, per cui a me sembra logico che poi arriverà Forza Italia, avrà giustamente, ma l'ho detto ieri in tempi non sospetti, quindi a me mi sembra lunare come dibattito, in tutta sincerità. Perché allora io dico, ma a questo punto vuol dire che vuoi tenere in piedi il dibattito? Perché se da Fratelli d'Italia si vuole chiudere il dibattito, si dice, Zaia dica qual è il testo, anzi lo sanno già, e noi abbiamo queste modifiche e siamo disposti a firmarlo. E invece vedo che c'è la volontà di non chiudere, e cioè questo sì mi preoccupa, se posso dire questo mi preoccupa. Ma mi preoccupa umanamente, perché io la consideravo un atto dovuto, cioè se volete potrei anche dire che può avere anche un valore comunicativo più che altro, no? Oltre che di sostanza, quindi ne viene meno, tutti i profili ne vengono meno. Emiliano. Presidente, buongiorno. Ciao. Ci sono alcune realtà sportive, parlo a contatto, che sono ancora in attesa. Stiamo lavorando, di un domani. Volevo anche un commento, visto quello che è accaduto in queste ore, cioè il Ministro dello Sport che apre e invece il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, che blocca il tutto. Grazie. Sai, c'è un grande dibattito a livello nazionale e internazionale tra gli scienziati, questo lo sapete, e quindi non è facile muoversi nel momento in cui si dice tutto al contrario di tutto, mi si perdoni, però mettetevi nei nostri panni di amministratori, perché non è facile. Il CTS giustamente penso che un po' da un punto di vista di sanità pubblica è un po', lasciatemelo dire, in maniera piccola, vede anche, legge i giornali, dice metti mai che succede qualcosa, dopo c'è sempre Ips ed Ix, no, lui l'ha detto. Penso che ci sia anche oggi un atteggiamento prudenziale che va oltre i limiti. Di mezzo ci sia noi che dobbiamo firmare le ordinanze. A questo punto capite che stiamo discutendo per fare altre ordinanze, c'è un sacco di robe ancora che si possono, diciamo, liberare o agevolare, però non è facile. Guarda, è in corso una videoconferenza anche adesso, sono stato su, per questo sono arrivato in ritardo. Grazie Presidente. Prego Emiliano. Parisi, Bastianello, Vanzani. Poi sentiamo lo zoo profilatico. Sì, Presidente, buongiorno. A proposito dell'incontro che c'era poco fa, si tratta dell'incontro delle regioni in merito alle linee guida sulla scuola. Sulla scuola, sì. Ecco, ci sono delle novità? Nulla di fatto per ora. Quindi ancora non si è deciso se si riparte il 14 o... In questo istante no. Appunto, d'accordo. E poi un'ultima domanda, appunto, tornando alla questione sul patto, di questo patto sull'autonomia, è intervenuto anche il consigliere regionale Conte dicendo che Forza Italia presenterà alle regionali il simbolo proprio dell'autonomia. Bene. Quindi guardate, la casa degli autonomisti ha sempre la porta aperta, scrivetelo, vale per Fratelli d'Italia e per tutti coloro che vogliono sostenere sta roba. Cioè, vi ricordo che l'autonomia è stata votata da destra a sinistra, forse non si è ben capito a livello nazionale qual è il fenomeno di natura storica che si sta verificando in Veneto. Bastianello. Sì, Presidente, buongiorno. Due questioni, la prima, appare scontata, non sono il primo a porle questa domanda, però lei aveva sempre detto che avrebbe aspettato il giorno della data delle elezioni prima di sciogliere un suo riservo. Stiamo parlando da diversi giorni di prove di alleanza, mi chiedevo, non c'è ancora una data, però probabilmente insomma c'è una data indicativa, se ha intenzione di sciogliere il suo riservo sulla candidatura. Aspettiamo la data. Aspetta la data. E la seconda cosa, come si pone come amministratore di fronte a questo continuo bisticcio che c'è innegabile, in parte risposto anche prima parlando con Emiliano, e tra il mondo scientifico, abbiamo visto anche recentemente sulla storia dei falsi positivi, quindi insomma come può un'amministrazione, come riesce a muoversi tra pareri diametralmente opposti spesso. Guardate, io poi ce li ho qui gli scienziati, io dico questo, a noi non spetta dare, diciamo, spiegazioni scientifiche, no? Non siamo titolati, cioè parlo di noi amministratori, noi siamo titolati ad ascoltare il mondo della scienza e poi decidere.
capite che se il mondo della scienza non è d'accordo su nulla, non possiamo tirare la monetina per aria. Cioè, in questo istante c'è chi dice che il virus è spompato e ci sono pezzi di RNA e chi dice invece che è più forte di prima, solo che si è andato a fare un periodo di vacanza. C'è chi dice che l'asintomatico è pieno di carica virale, c'è chi dice che l'asintomatico ne ha poca carica virale. C'è chi dice che l'incubazione è la quarantena di 14 giorni e chi di 30. Voi mettetevi nei panni dell'amministratore che deve fare un piano di sanità pubblica e deve dire: quanto facciamo di isolamento fiduciario? 14 o 30? 14 o 30? È una bella storia, pensate, per il lavoro, per la scuola, per le attività, per le relazioni sociali. Capite poi la ricaduta delle non informazioni, che ricadute ci sono? Allora, io penso che questo sia il vero problema, però lancerei una sfida al mondo scientifico. Ed è questa. Possiamo chiedere al mondo scientifico che quando dichiara qualcosa, ci dica anche cosa bisogna fare? Cioè, dico, bisogna isolare gli asintomatici, cioè, scusa, ce lo volete dire? E quindi magari sarebbe bello sentire dire, il virus non è più è spompato. Questo significa 2 punti, che d'ora in poi non serve più l'isolamento fiduciario perché il virus spompato non crea contagi. Firma. Il virus non è spompato. Questo vuol dire che dobbiamo applicare un piano di sanità pubblica severissimo con questo tipo di isolamenti, queste scelte di sanità pubblica, con queste attività e con queste restrizioni, chiudendo la gente in casa. Firma. Potete chiedere al mondo scientifico che si butti un po' più in là? Cioè. Però scusami, su questo tema del dibattito, cioè un soggetto deputato a questo è l'Istituto Superiore di Sanità, che non è proprio, e il Ministero della Sanità, che dovrebbe poi sì, no, ma voglio dire, c'è una autorità statale che dovrebbe dare delle indicazioni alla politica sulle misure sanitarie, quindi non funziona sta autorità, quindi ne deduco. No, guarda che io non ho detto questo, capisco il tuo piglio. No, scusa, guarda che mica ho detto un'altra roba. Ho detto che siccome noi abbiamo le indicazioni dall'ISS, è scontato che ce le abbiamo, e ce le abbiamo anche dal Dipartimento di Prevenzione, ma se ogni giorno uno dice una roba diversa, fuori da questo contesto, cioè Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento di Prevenzione, è inevitabile che il catastrofista, se va male che non succede, vabbè, passa. Se va bene che succede qualcosa fuori dagli schemi, capisci che abbiamo dei nascenti premi Nobel e degli sfigatissimi che facevano programmazione sbagliata. Allora, se noi dovessimo, Marco, da qui al prossimo autunno andare in via di autotutela, avremo una reinfezione, sarà un disastro, avremo le città chiuse, però ok, tu lo vuoi dire perché vuoi fare il catastrofista, io non so se ci sarà o non ci sarà, io non penso che nessuno lo possa dire, però vuoi fare il catastrofista? Cominci a dire anche tutte le attività che bisogna fare, visto considerato che il mondo scientifico, quello ufficiale, non sta dicendo ste robe. Sapete, poi di mezzo c'è la procuratore che dice ma quel giorno quel signore aveva detto sta roba. Sì, ho capito, ma tu vai a prenderti quella giusta che ha detto in mezzo alle 100 sbagliate che ha raccontato? Cioè, è difficile lavorare così, non so se mi sono spiegato. Perché, tipo il terremoto dell'Aquila, no? Quello sciame sismico. Questo è un esempio, ma pensate ai modelli previsionali, vi era ricordate l'alluvione del 2010? Ma io l'avevo detto, io avevo visto i modelli, sì, sempre dopo. Cioè, ma a vedere un modello che ti dice va sotto Vicenza, vuol dire che tu, se sapevi che Vicenza andava sotto, lo dovevi evacuare. Allora mi scrivi che devi evacuare Vicenza. Se dopo fa siccità e non viene l'acqua, qualcuno dopo dovrà assumersi. Cioè, sai, a me preoccupa, Marco, che il catastrofismo fa audience. È inevitabile. È una versione prudenziale nell'approccio, perché è inevitabile. Se c'è il focolaio in Germania, è probabile che ci sia un focolaio anche qui.
Però se tu non mi dai oggi misure da applicare oggi, io non me ne faccio nulla di tutte queste versioni, perché noi siamo in grossa difficoltà. C'era Alda veramente che stava attendendo. Solo un inciso. No? Prego. Per la verità però questa domanda, Presidente, lei dovrebbe rivolgerla anche al Comitato Tecnico Scientifico della Regione. Ma il Comitato valida le nostre scelte. Ecco, all'interno di quel Comitato ci sono fior di scienziati, certo, ma ci sono anche fior di dissensi in merito. Potrei citare Palù e Crisanti, che sono personalità indiscutibili, che danno un'interpretazione dell'andamento epidemico molto diversa, forse opposta. Ma che si diano interpretazioni diverse è legittimo da parte degli scienziati. Il mio problema è un altro, che a fianco all'interpretazione tu in periodi di pace dici bene, io la vedo così. Vuol dire che a ottobre prevedo che la Regione deve avere 1000 terapie intensive installate, deve avere queste regole, deve chiudere le scuole, deve fare... Perché è inutile che tu dici, lanci il sasso, dici a settembre avremo 1 milione di contagiati, vado via e se vedremo a settembre. Cioè, penso che sia legittimo o no chiedere queste robe, perché sennò sono tutti, come si dice, sono tutti lanci col paracadute, sono tutti capaci di fare i lanci col paracadute, tutti, quasi tutti. No, nel senso che il paracadute ti salva la vita. Cioè, allora, a questo punto si affianca il piano di sanità pubblica alla dichiarazione che fai. Cioè, cosa vuol dire? Saremo tutti infetti. Vuol dire, per me cosa vuol dire? Chiudiamo tutto, non apriamo tutto, torniamo a chiudere le scuole. Mi piacerebbe sentire un'opinione sulla mascherina in aula, no? Ho visto che nessuno si esprime. Fateli esprimere i nostri scienziati sulla mascherina in aula. Fateli esprimere. Perché schierarsi adesso sulla mascherina diventa difficile. Come era difficile schierarsi il 3 febbraio sulla mia proposta di mandare in isolamento fiduciario coloro che provenivano dalla Cina, dalle zone infette della Cina. Cinesi o non cinesi? I famosi studenti, no? Il 3 febbraio non ho visto tutta questa gente esperta che dava consigli su cosa fare. Ha detto che eravamo razzisti. Bene. Alda, a cui abbiamo tolto la parola. Nessun problema. Vabbè, ma ci stava. Ma no, ci sta, si conclude l'argomento, buongiorno. Quindi faccio anche una domanda su questo tema, in modo che poi lo chiudiamo, almeno per quanto mi riguarda definitivamente. Il parere deve arrivare, cioè la situazione per quanto mi riguarda, io scienziato, è così, devo anche dire che cosa fare, ma dal singolo scienziato? Sì. Ok, perfetto. Considera che noi abbiamo, vi annuncio già, così lo annuncio anche indirettamente ai nostri scienziati, che il piano di sanità pubblica io lo presenterò pubblicamente a voi, ai veneti. Dopo averlo presentato, così avete la versione basic, originale, lo mando in comitato tecnico scientifico e chiedo un parere scritto e firmato da tutti, con le osservazioni anche a fianco. In modo tale che iniziano a prepararsi e a pensare, avranno tutto il tempo necessario per esprimere le loro osservazioni. Così si saprà cosa ha scritto la Regione e cosa hanno osservato gli altri. Mentre per il primo piano non è andata così. No, abbiamo fatto il piano, punto. Non è stato osservato da nessuno, era l'11 febbraio, non esisteva neanche il comitato tecnico scientifico. L'altra domanda, Presidente, tornando sull'autonomia, a meno di improvvisi capitomboli il governo durerà in carica fino al 2023, a meno che appunto non ci siano elezioni anticipate. Quindi lei considera chiusa la partita dell'autonomia con il Ministro Boccia? No. Assolutamente no. Potrebbe anche capitare che la portiate a casa o no? Ma guarda, noi eravamo comunque a buon punto con il lavoro. L'autonomia la portiamo a casa con chi ce la dà. Quindi se il Ministro Boccia decide di continuare quel lavoro, riusciamo a portarlo a casa. Se il governo non cadrà prima o deciderà di non darci l'autonomia, ce la porteremo a casa con chi arriva dopo. Ma l'autonomia arriverà. Io non ho dubbi su questo. L'altra domanda invece, Presidente, l'ordinanza sul trasporto pubblico. Ci stiamo lavorando, Alda. Non è ancora pronta? No, però ci stiamo lavorando, diciamo che è scritta
però abbiamo ancora bisogno di alcune validazioni. È scritta comunque. A questo punto una segnalazione, non è una domanda. poi passiamo agli scienziati che sono con noi. Non è una domanda, premetto che non è una domanda, è una segnalazione che da 2 giorni si fanno gli studenti degli istituti superiori dell'Alta Padovana e di Castelfranco, i quali hanno pagato l'abbonamento, non hanno usufruito del servizio per 4 mesi e da maggio chiedono un rimborso alle aziende La Marca e Bus Italia, ma non ricevono neanche risposta. Le trasmetto queste La giro all'assessore De Berti, non avevo sentito di questo tema che poi fra l'altro è diffuso. Sì. E volevo anche dirvi a proposito, mi sono interessato per una nostra concittadina, si chiama Bullaro, malata di fibrosi cistica si trova a Tokyo, ovviamente in difficoltà, e ieri ho sentito il sottosegretario Fraccaro, Riccardo Fraccaro, e si è sbloccato il volo di Stato per riportarla a casa, quindi è a Tokyo. E dopo vi do il nome esatto, guardate, ieri si è chiusa anche questo. Bullaro, e Monica, no, Sabrina, Bullaro Sabrina. È una vicenda della quale avete scritto tutti e molto. Non è stato facile, ma si è sbloccata la partita. Quindi ho sentito l'ambasciatore, che fra l'altro è il mio ex consigliere diplomatico del ministro, l'ambasciatore Starace, che ringrazio anche lui, e anche l'onorevole Borchia, che si stava occupando di questa vicenda. E adesso c'è un problema sanitario nel trasporto, ma insomma io spero che nel giro di 24-48 ore si faccia il volo di Stato e si riporti a casa. Poi verrà, immagino, indirizzata al centro di fibrosi cistica di Verona per le cure. Sì, io volevo presentare la dottoressa, ovviamente Antonia Ricci, che è direttore dell'Istituto Zooprofilattico, e farà un'introduzione, e poi il dottor Terregino, Calogero Terregino, che è il virologo. Oggi qua ci sono novità non da poco, nel senso che la sequenziazione del virus l'hanno fatta loro, quindi loro vi diranno qual è la carta d'identità del coronavirus veneto, vi diranno che ceppi abbiamo, le mutazioni. Voi capite che conoscere il virus con il quale si ammalano i tuoi cittadini significa capire che evidenza clinica avranno, perché in base alle mutazioni il virus può aggredire di più i polmoni, può dare alcune sintomatologie, altre di meno. Il virus muta ovviamente nei passaggi da ospite a ospite, però resta una traccia. Fra l'altro ci sono delle particolarità, perché vedrete che abbiamo dei ceppi che insomma sono paragonabili ad alcuni ceppi, poi ve lo dirà ovviamente il dottor Terregino, rispetto ad alcuni ceppi che noi conosciamo, tipo quello dei 2 cinesi che avevamo a Verona. Prego dottoressa, lascio il posto. Grazie. Prego. Bene, grazie mille. Sì. Grazie mille al Presidente Zaia per averci dato una grandissima opportunità oggi, che è quello secondo me di dimostrare sul campo cosa vuol dire One Health. No? Ne abbiamo scritto tutti, ne avete scritto tutti, se ne parla tantissimo, la salute unica, la salute circolare. Io credo che invitare a una conferenza stampa sul coronavirus, che è una malattia che colpisce ovviamente l'uomo, lo sappiamo tutti, un'istituzione veterinaria, sia proprio aver capito l'importanza di affrontare queste problematiche da un punto di vista veramente globale, nelle sue diverse sfaccettature, e non solo dal punto di vista clinico. Solo 2 parole sull'Istituto Zooprofilattico, non so quanti di voi lo conoscano, è un istituto sanitario, un istituto veterinario, ci occupiamo di sicurezza alimentare, di sanità e benessere degli animali, facciamo attività di controllo e di ricerca sul territorio del Triveneto,
con 10 laboratori sparsi appunto in tutte le province delle Tre Venezie. La sede centrale è a Legnaro, in provincia di Padova, e in istituto lavorano circa 650 persone, quindi insomma è un'istituzione importante sul nostro territorio che si occupa appunto sia di attività di controllo che attività di ricerca. Il nostro pane quotidiano sono le zoonosi, sono quelle malattie che si trasmettono dagli animali all'uomo. Forse oggi questa frase vi suona avere un senso ben diverso rispetto anche a pochi mesi fa. E noi siamo centro di referenza nazionale e internazionale per l'OIE. L'OIE è il corrispondente dell'OMS in sanità animale. Per quanto riguarda proprio la ricerca per le malattie nell'interfaccia uomo-animale. Anche qui questo centro di referenza fino a qualche mese fa alcuni si chiedevano che senso avesse, noi l'abbiamo sempre saputo che senso aveva. Oggi penso che sia chiaro, capire come le malattie si spostano dal mondo degli animali al mondo umano è indispensabile, è cruciale. Il coronavirus ce l'ha insegnato e sicuramente capire quali sono i meccanismi di questi salti di specie che i virus sono capacissimi di fare, che noi conosciamo da sempre, è quello che noi facciamo veramente quotidianamente. Capire di più questi fenomeni, andarli a capire lì dove si formano prima che il problema arrivi nei nostri territori è indispensabile. Noi lavoriamo tantissimo in progetti internazionali, anche di cooperazione internazionale, perché aumentare la capacità diagnostica, di studio, di comprensione anche nei paesi che hanno delle strutture sanitarie meno avanzate delle nostre è proprio fondamentale per cercare di arginare le problematiche sanitarie dove nascono prima che diventino globali. Perché l'interfaccia uomo-animale? Chi ha studiato malattie infettive, quando il Presidente parlava di incomprensioni fra il mondo scientifico e poi chi deve prendere decisioni, ancora di più il mondo della comunicazione, pensavo che c'è un grande problema di linguaggio diverso. Secondo me noi parliamo a volte lingue diverse e bisogna imparare a parlarsi, a capirsi, a comunicare con lo stesso linguaggio, magari in tempo di pace, perché poi quando si è in tempo di guerra tutto diventa più rapido ed è più difficile. Dicevo, chi ha studiato malattie infettive conosce il paradigma delle malattie infettive, che è che ogni malattia dipende da 3 fattori: l'ospite, che può essere l'uomo o l'animale, il patogeno, in questo caso un virus, e l'ambiente. E davvero questi 3 fattori influenzano completamente l'andamento della malattia, quindi noi non ci dobbiamo focalizzare solo sul virus, solo sul malato o solo sull'ambiente, dobbiamo considerarli assieme. E vi faccio un esempio. Ad oggi, perché l'epidemia di coronavirus è cambiata in questi mesi? Perché noi abbiamo cambiato l'ambiente, l'ospite è sempre quello, sono le persone. Il virus, ve lo dirà il dottor Terregino, è sempre quello. Abbiamo cambiato l'ambiente, con il lockdown, con le misure di distanziamento, abbiamo fatto in modo che il virus non possa più passare agevolmente da una persona all'altra. Abbiamo isolato i malati. Non so se ci avete fatto caso, nelle ultime settimane io non ho più visto in giro persone con raffreddore e la tosse, no? Fino a prima di febbraio ognuno di noi lavorava tranquillamente in un ufficio assieme a qualcuno che starnutiva e tossiva, no? Quante volte ci è capitato? Oggi ci sembra impossibile, no? Scapperemmo di fronte a qualcuno con la tosse e il raffreddore, ma questo ha cambiato completamente l'andamento dell'epidemia, perché c'è un fattore estremamente importante che è la carica virale. Forse quando gli scienziati parlano di virus indebolito, in realtà intendono che è diminuita drasticamente la carica virale, perché abbiamo allargato le distanze, perché i malati non circolano nella popolazione e quindi chi di noi viene in contatto col virus oggi viene in contatto con una carica virale, una quantità di virus bassissima.
E i virus non sono bianco o nero, nel senso che ognuno di noi può venire a contatto con un virus, ma per infettarsi ha bisogno di una certa dose infettante che dipende dalla carica virale. Quindi se la persona con cui io vengo in contatto ha una quantità di virus molto bassa, la mia probabilità di infettarmi diventerà bassissima. Se io vengo in contatto con una persona malata che in quel momento elimina molto virus, la mia probabilità di infettarmi e di avere una forma grave è molto più alta. Se io aumento le distanze e in mezzo metto una mascherina, cambio l'ambiente, tutto questo cambia completamente. Quindi ad oggi noi abbiamo agito sull'ambiente. Parlando di ambiente vi do una notizia: nell'ambiente ci sono altri animali oltre all'uomo e anche di questo ci stiamo occupando. Il nostro lavoro è proprio quello, vedere anche come il virus può interagire con altre specie animali a parte quella umana. Ci sono anche gli insetti, ad esempio. Ci siamo posti il problema, no? Adesso comincia la stagione delle zanzare e noi conosciamo tante malattie che si trasmettono con le zanzare, quindi ci siamo posti questo problema e abbiamo appena terminato uno studio, ve lo do in anteprima, verrà pubblicato a breve, sulla possibilità che il virus venga trasmesso attraverso le zanzare, e l'esito è del tutto rassicurante, nel senso che le zanzare, sia la zanzara tigre che la zanzara normale, non sono in grado, non hanno, si dice, la competenza vettoriale per trasmettere questo virus. Questa è un'ottima notizia, i dettagli seguiranno, ma insomma mi faceva piacere darvela in anteprima. Io avevo detto che sarà una buona notizia. Ogni tanto qualche buona notizia. Rispondo alle domande perché vedo una mano alzata. Posso finire? Mi date 2 minuti e dopo parla il dottor Teregino. Ok, perfetto. No, io volevo solo spiegarvi, per cercare proprio di tradurre il linguaggio, cosa vuol dire sequenziare un virus. Allora, sequenziare un virus, probabilmente lo sapete, è analizzare perfettamente il genoma, l'RNA di questo virus, fare una sorta di impronta digitale del virus. Ma perché serve? Perché quando noi parliamo di SARS-CoV-2, il virus del coronavirus, stiamo parlando di una popolazione di virus. Ogni virus, in ogni paziente, in ogni ambiente, in ogni zona, è leggermente diverso dall'altro, perché è una popolazione, è come se noi sequenziassimo il DNA di voi in questa stanza, no? Siamo tutti appartenenti, siamo tutte persone, ok? Quindi siamo tutti virus, da un certo punto di vista siamo omogenei, però è chiaro che fra di noi ci sono delle differenze. Se qualcuno di voi è parente, no? Se ci sono 2 fratelli, questi 2 genomi saranno molto più simili e guardandoli noi saremo in grado di dire: ah, guarda, queste 2 persone sono molto vicine. Se qualcuno di noi viene da una parte molto distante del mondo, e guardo i colleghi dal Giappone, sicuramente il loro DNA sarà diverso, e guardando solo il DNA, senza guardare, senza sapere chi sono, noi potremmo dire: ah, guarda, qui ci sono delle differenze, ma in realtà apparteniamo tutti alla specie umana. E così il coronavirus. A questo serve sequenziare il virus, andare a vedere le piccole differenze che ci sono nella popolazione dei virus. Queste differenze nella maggior parte dei casi sono casuali e vogliono dire poco. Le differenze del nostro DNA fra ognuno di voi non vogliono dire che uno di voi funzioni meglio o funzioni peggio, permettetemi la banalità. Sono differenze casuali che nella nostra funzionalità vogliono dire poco, niente. Alcune mutazioni invece, pensiamo alle malattie genetiche per fare l'esempio, no, delle persone, creano dei problemi importanti. Lo stesso capita nei virus, quindi noi guardiamo i virus e cerchiamo di capire le differenze, e questo ci serve
innanzitutto per capire l'andamento dell'epidemia, per studiare questo virus, per vedere se muta così tanto da rendere magari inefficace una certa terapia o un vaccino, no? Lo studiamo. Dobbiamo capire quali mutazioni fra quelle che noi vediamo possono modificare anche la funzionalità del virus, renderlo più debole o renderlo più cattivo. Ad oggi, ve lo dico, non lo sappiamo perché ci vogliono un sacco di informazioni che derivano dalla clinica. Quindi noi dobbiamo mettere insieme i dati del sequenziamento con i dati di cosa quel virus fa nei pazienti e ci vorrà molto tempo per avere tutte queste informazioni. Da quello che sappiamo noi oggi non ci sono particolari mutazioni che ci facciano pensare che il virus sia drasticamente cambiato. Il virus è sempre quello. Da cui, e concludo, la raccomandazione che ha fatto il Presidente sul non abbassare la guardia, secondo me, è fondamentale. Il vero cambiamento dell'epidemia non è un cambiamento legato al virus oggi, è un cambiamento legato ai nostri comportamenti, che si sono dimostrati assolutamente efficaci. È sotto gli occhi di tutti come l'epidemia è cambiata. Se noi ritorniamo ai comportamenti precedenti, è estremamente probabile, siccome il virus c'è ed è sempre lì ed è sempre uguale, che si possa ritornare a una situazione precedente. Questa era la mia introduzione, però per tutte le parti veramente tecniche do la parola al dottor Terragina. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio anch'io il Presidente dell'invito, dell'opportunità. In realtà la dottoressa Ricci ha detto quasi tutto di quello più interessante che ci poteva essere. A me è rimasta la parte un po' più noiosa con delle cifre e dei numeri. Però ecco, vorrò ribadire un po' alcuni concetti che sono stati espressi precedentemente, ossia che è fondamentale che il mondo scientifico continui a lavorare su quelle che sono le caratteristiche del virus, sia genetiche che biologiche, che danno poi al virus, diciamo, certe caratteristiche legate un po' alla clinica che vediamo negli ospedali dei malati che vengono colpiti, perché attraverso la possibilità di avere sempre più informazioni si possono anche prendere quelle che sono le decisioni che poi le autorità vogliono, altrimenti si fanno tutta una serie di speculazioni che sono basate su dati derivanti da altri virus, da altre malattie. La difficoltà che adesso il mondo scientifico ha a rispondere chiaramente a certe domande è legata al fatto che appunto questi dati forti mancano e il virus è un virus nuovo, la malattia è una malattia nuova, quindi quelli che sono stati forse gli errori di valutazione, traslando delle informazioni su questa malattia, prendendole da altre malattie anche simili, pensiamo alla SARS o alla MERS, malattie provocate da coronavirus molto simili, poi si sono rilevate in parte diverse e quindi bisogna essere molto cauti. Quindi conoscere questo nemico passa attraverso conoscere il genoma, incrociando questi dati con la clinica e attraverso studi retrospettivi molto forti dal punto di vista numerico, studi prospettici, studi sperimentali, si possono avere poi quelle certezze che le autorità sanitarie e il mondo politico poi cerca. Questo per esempio noi l'abbiamo raggiunto in un certo grado di affidabilità con altre malattie, pensiamo all'influenza aviaria. Con l'influenza aviaria noi riusciamo adesso, studiando il genoma del virus, a identificare delle mutazioni che ci possono dire se quel virus è più pericoloso per gli animali, è più pericoloso per l'uomo, se ha una resistenza maggiore o meno. Ma sono tutte certezze, chiamiamole così, perché poi anche per i virus più studiati la biologia smentisce frequentemente quelle che sono delle certezze che si pensavano acquisite, ma comunque abbiamo maggiori informazioni per poter anche dare al legislatore delle indicazioni su quali possono essere le misure di controllo. Come diceva la dottoressa Ricci, noi sequenziamo regolarmente i virus, soprattutto i virus su cui siamo abituati a lavorare, perché attraverso il sequenziamento possiamo appunto conoscere le caratteristiche genetiche e quindi di riflesso le caratteristiche biologiche del virus. E quando abbiamo cominciato a lavorare sul coronavirus, perché siamo stati coinvolti
nella diagnostica dei tamponi famosi, quindi come laboratorio. Ci siamo posti poi la domanda se appunto tutta questa attività di diagnostica poteva in qualche modo essere utilizzata per anche un'attività scientifica, quindi abbiamo stretto degli accordi di collaborazione con l'ASL 9 e con l'ASL 6 perché siamo stati deputati alla diagnostica dei tamponi provenienti da queste due aree geografiche del Veneto e abbiamo appunto stipulato questi accordi di collaborazione scientifica per poter sfruttare i tamponi che venivano presi dalle persone per rilevare la presenza del virus e per poter studiare il genoma. E ci siamo accorti all'inizio che purtroppo in Italia verso appunto marzo, ma anche attualmente, diciamo, il numero di sequenze presenti nelle banche dati pubblici era molto poco. Pensate che attualmente ci sono circa 50.000 sequenze depositate in banca dati, di queste 30.000 sono provenienti dall'Europa e in Italia ci sono soltanto 0,5% di sequenze depositate. Cosa significa? Significa che questo ci preclude tutta una serie di studi e approfondimenti che anche altri gruppi internazionali possono fare sui virus, perché riprendono ovviamente dalle banche dati pubblici. Quindi tutto quello che può essere lo studio dell'evoluzione del virus, lo studio delle caratteristiche per quanto riguarda la risposta ai vaccini, ai farmaci, ovviamente escludeva quelli che potevano essere i virus dell'Italia e del Veneto. E quindi partendo da questa esigenza abbiamo voluto appunto sequenziare il virus, tutto il genoma, è un genoma molto grande, tra i più grandi dei virus a RNA, e abbiamo appunto deciso di mettere nelle banche dati pubblici questi dati perché appunto si potesse contribuire anche dal punto di vista degli istituti scientifici italiani a quello che era la ricerca a livello internazionale. Attualmente abbiamo, per quanto riguarda quello che si diceva prima su quello che è la variabilità genetica del virus, non pensiamo al virus singolo, pensiamo a migliaia, se non milioni di varianti diverse. Attualmente sono state identificate 98 gruppi diversi. Di questi noi ne abbiamo trovati in Italia e in Veneto 4, i virus diciamo, italiani e i virus del Veneto appartengono a questi 4 gruppi. Poi i dettagli li trovate anche sul sito dell'istituto dove appunto abbiamo pubblicato questi studi. Gruppi che vengono identificati con la lettera B, B1, B1.1, B1.5 e sono gruppi di virus che hanno avuto un'evoluzione molto variegata, nel senso che c'è una diversità nell'ambito di questo gruppo elevata e soprattutto una diversità che è stata generata all'inizio diciamo, dell'epidemia, anche perché forse una delle pochissime mutazioni che dal mondo scientifico è riconosciuta come in grado di dare un qualcosa in più al virus dal punto di vista dell'infettività è una mutazione che viene identificata con la sigla D614G, che è presente su quella famosa proteina di superficie che garantisce al virus di infettare più velocemente la cellula. E questo infatti è presente in moltissimi virus italiani e veneti, a testimonianza appunto che è una mutazione, ripeto, una delle pochissime su cui il mondo scientifico è d'accordo, che dà al virus una maggiore fitness, si chiama così in termine tecnico, di replicazione e quindi queste varianti virali hanno più chance di essere identificate. Una diciamo, delle peculiarità diciamo, dei virus veneti che sono stati studiati, di cui si è parlato prima, è che oltre a questo macrogruppo ci sono alcune sequenze della provincia di Padova che appartengono a un gruppo minoritario, un gruppo a cui appartengono virus che sono stati identificati in Italia all'inizio, quello che presumiamo sia l'inizio dell'epidemia italiana, ossia tra gennaio e febbraio, e alcuni virus della provincia di Padova sono molto simili ai primi virus identificati a Wuhan, in particolare sono molto simili ai virus che sono stati poi trovati nei turisti, primi 2 casi italiani ricoverati allo Spallanzani. Quindi diciamo la conoscenza del genoma sia per quanto riguarda le caratteristiche strutturali del virus, ossia di quei geni che poi codificano per le proteine che compongono la struttura del virus, ma anche e che rappresentano la gran parte poi del genoma virale,
per quei geni che poi codificano per proteine che non sono presenti nella struttura del virus, quindi le proteine non strutturali, ma che servono al virus per la replicazione, è fondamentale per capire se poi i farmaci che ci sono attualmente o che verranno sviluppati in futuro riescono ancora ad essere efficaci. Oppure, ancora diciamo molto importante, le mutazioni che possono essere trovate, sempre con l'incrocio dei dati attuali, ma soprattutto i dati futuri, permetteranno di capire se, speriamo, un eventuale vaccino che viene trovato nei prossimi mesi possa ancora essere efficace, perché una parziale protezione dovuta a una mutazione nei punti particolari del virus che stimolano l'immunità immunitaria può essere addirittura dannosa e aumentare la potenza del virus. Quindi siamo solo all'inizio, siamo ovviamente stati i primi a sequenziare in Veneto, sappiamo che ci sono gruppi che hanno iniziato a sequenziare i virus, probabilmente, spero, ci saranno un incremento di queste attività di sequenziamento, quindi è un'attività che noi continueremo a svolgere proprio perché è importante avere una costanza, anche perché più dati si hanno, più dati si aggiungono e più possibilità si hanno anche di capire alcune cose, non solo della derivazione geografica dei virus, ma anche di quando il virus è insorto in un'area o in una popolazione. Cioè quell'accumulo di mutazioni che noi vediamo e che possiamo avere con ragionevole certezza attribuire ad una certa data di insorgenza del virus può essere possibile solo se si hanno tante sequenze a disposizione, e quindi quella che in gergo viene chiamata molecular clock analysis, cioè quello che è l'evoluzione del virus e la data di insorgenza del virus, può essere possibile solo se si hanno tanti dati a disposizione. Come diceva la dottoressa Ricci, l'interazione di più fattori guida come quei famosi driver che in qualche modo guidano l'evoluzione del virus. Quindi anche le misure di contenimento possono condizionare l'evoluzione del virus. Infatti abbiamo visto che prima del lockdown in Veneto le sequenze erano molto eterogenee perché provenivano da soggetti che erano probabilmente stati in altre regioni, in Abruzzo, in Friuli, in Lombardia, nel Lazio. Dopo il lockdown invece questa variabilità si è diversificata, ossia le due varianti principali sono diventate minori e si è visto che c'è stata un'evoluzione diversa proprio perché appunto il virus ha lavorato su una popolazione in un ambiente diverso rispetto a prima. Quindi non ho altro da aggiungere se non ribadire il concetto che attualmente, come anche l'OMS ha dichiarato nei giorni scorsi più volte, in mancanza di evidenze scientifiche che possono dare una certezza che il virus sia più attenuato, consideriamo ancora prioritario un atteggiamento prudente e rispettare tutte le misure di contenimento che possono, grazie ad una minor dose infettante, dare delle forme cliniche più blande e casomai anche condizionare in senso positivo l'evoluzione del virus, perché bloccando i malati gravi e impedendogli di trasmettere il virus è possibile che andiamo a selezionare quelle popolazioni di virus che circolano nelle popolazioni di persone che hanno forme cliniche più blande, che possano prendere il sopravvento e quindi possano in futuro verificarsi quei fenomeni di adattamento, di equilibrio evolutivo che il virus tende ad avere con l'ospite, che non di per sé non vuole uccidere perché altrimenti perderebbe anche la possibilità di diffondersi. Quindi quell'evoluzione positiva di equilibrio che si può creare tra l'ospite e il virus in questo senso può essere condizionato anche da queste misure. Grazie dottore, grazie dottoressa. Allora io immagino che la materia è molto complessa. Tosato mi aveva già fatto così con il gomito, Emiliano, Vanzan, Parisi e quant'altri verranno. Cominciamo con Tosato. Nel frattempo giustifico il Presidente che ha dovuto salire per la videoconferenza, per queste eterne videoconferenze col Governo, e l'assessore Bottacin che, come sapete, alle 15 ha una conferenza stampa a Belluno e sta risalendo. Avanti Tosato. Allora, buongiorno, grazie di questa notizia che riguarda le zanzare, anche perché... Perdonami, nel frattempo vi ho spedito sulla chat lo studio dei dottori presenti.
Bella notizia questa delle zanzare, anche perché in questo luogo triste le zanzare non mancano, purtroppo. Però ci sono degli aspetti che francamente mi sfuggono. A cominciare da un aspetto. Ci avete detto che il virus non è mutato. Non è mutato in maniera significativa, o meglio, non abbiamo dati per dire che quelle mutazioni, che sono tantissime, abbiano un riflesso sulla patogenesi del virus, sulla gravità della malattia, perché questo si può fare solo se si associano quelle mutazioni ad uno studio clinico su un numero elevato di pazienti e si vede se sono delle costanti che quel tipo di mutazione può essere associato ad una forma clinica più bassa, più lieve, come degli studi sperimentali in vitro o in vivo, in cui si dimostra che quelle varianti danno realmente una malattia. Ma il discorso della dose infettante è estremamente importante, perché qualsiasi virus e qualsiasi studio che poi potete leggere in cui hanno valutato la gravità della malattia sulla dose infettante ci dice, e questo forse è una delle poche estrapolazioni che possiamo fare, che se uno viene infettato con 100 particelle virali avrà un certo tipo di forma, possono morire 100 persone, se vengono infettati con 10 particelle virali la forma può essere molto blanda o non muore nessuno, quindi è un concetto fondamentale che in questo caso. Finché non si hanno delle evidenze di quel tipo, come dicevo, studi sia retrospettivi, analizzando quello che è successo nelle cliniche, sia prospettici futuri basati su numeri statisticamente significativi, non possiamo dire che quello che sono le tantissime mutazioni hanno un riflesso diretto sulla gravità della malattia. Quindi le mutazioni ci sono state, però non è, secondo voi non è possibile al momento stabilire se ciò abbia un riflesso sull'attività patogena del virus? Sì, l'unica mutazione, come dicevo prima, è questa della spike protein, questa proteina che aggancia il recettore, dove uno studio che diciamo, ancora non ha passato tutte le fasi di revisione, ma che comunque è stato preso già da altri gruppi seri internazionalmente riconosciuti per appunto la valenza scientifica, si è visto che questa mutazione della spike protein, dicevo la D614G, garantisce al virus di entrare meglio nelle cellule e di prendere meglio il rapporto con il recettore, e quindi la fitness virale è aumentata e la diffusibilità, dove se questa mutazione, i virus con questa mutazione sono entrati nei paesi, nelle aree geografiche, questa mutazione ha fatto sì che questa variante virale con questa mutazione, associata anche delle altre però, è diventata quella prioritaria. Quindi questo ci fa dire che questa mutazione può avere, diciamo, può dare al virus, ma questa mutazione c'è sempre stata e c'è ancora, quindi non possiamo dire che adesso è scomparsa questa mutazione e quindi i virus sono più buoni. Ecco, mi scusi, ma una domanda che facciamo sempre a tutti, insomma, alla luce proprio della sequenziazione che avete compiuto in laboratorio, ci è stato detto in queste settimane se questo virus si comporta come gli altri virus del ceppo influenzale, è prevedibile o quantomeno è possibile un ritorno epidemico nella stagione fredda. Se invece, riferisco ciò che è stato detto anche in questa sede, se invece si comporta come la SARS, della quale ci hanno detto condivide l'80% del genoma, allora arriva, fa danni e poi dovrebbe sparire, glielo dico così, alla buona, insomma. La sua valutazione? La valutazione è oggettiva, nel senso che la SARS ci sono stati alcuni migliaia di casi e poi si è estinta. Il SARS-CoV-2 ha dimostrato di avere un potere infettivo molto più alto, tant'è che c'è stata una pandemia che con la SARS non si è verificata. E quindi, come dicevo prima, fare delle estrapolazioni, speculazioni su quello che è successo prima è rischioso, perché ci troviamo di fronte ad un virus che, seppure condivide l'80% del genoma con altri virus, è un virus nuovo dalle caratteristiche molto diverse per tanti punti di vista da altri virus. Basta pensare a quello che può essere poi l'impatto sull'immunità che può creare. Ancora non si hanno dati certi su quello che può essere la durata dell'immunità, su quello che può essere, diciamo, quello che garantisce una protezione immunitaria. Sono studi che sono in corso grazie appunto ai test serologici che si stanno mettendo in piedi,
Ma attualmente rispondere a queste domande e dire cosa succederà il prossimo inverno è difficile, se non ipotizzare che, come tutte le forme respiratorie, i virus respiratori godono, diciamo, di un ambiente molto più freddo perché resistono più nell'ambiente, e soprattutto le difese immunitarie a livello dell'apparato respiratorio sono ridotte perché la bassa temperatura riduce la clearance ciliare e tante altre caratteristiche di immunità innata. Quindi è ovvio che ci si può aspettare, ci si deve aspettare, come tutte le forme respiratorie, una recrudescenza nel prossimo inverno. Panzan, Emiliano Parisi. La dottoressa ha detto una cosa che io non ho capito, buongiorno, e cioè, abbia pazienza un secondo, che ad oggi non ci sono state mutazioni per dirci che il virus si è cambiato, sono cambiati i nostri comportamenti, e però un attimo prima aveva detto la carica virale è più bassa, quindi io non ho capito, cioè se lo incontriamo oggi, cioè se il virus ci incontra, ci ammaliamo meno, però ci ammaliamo lo stesso, secondo me è contraddittorio. Provo a ridirlo. Allora, guardando, poi il dottor Terregino mi può ovviamente può chiarire il concetto, cioè guardando il virus oggi, la sua sequenza, noi non abbiamo motivi per dire che il virus sia più buono o più cattivo rispetto al virus che abbiamo tutti visto cosa ha fatto dal 22 febbraio in poi. Okay? Il virus oggi per noi è ugualmente, non è lo stesso, è ugualmente pericoloso, okay? Ha le stesse caratteristiche, cioè noi possiamo oggi dirvi che ci sono delle differenze fra il virus del 22 febbraio e un virus del 1° maggio, perché passando da ospite a ospite il virus cambia, e quindi se noi oggi lo vediamo vi diciamo guarda, queste le caratteristiche tipiche dei virus di febbraio o dei virus abruzzesi o dei virus cinesi, e quello di oggi ha delle caratteristiche diverse, quindi i virus sono diversi, le mutazioni ci sono, ma dire che queste mutazioni hanno cambiato l'aggressività del virus in bene o in male non lo possiamo dire noi, e io credo nessun altro, ma la malattia è cambiata, questo lo vediamo tutti. Perché è cambiata? Perché abbiamo applicato delle misure drastiche di controllo che hanno fatto sì che oggi chi viene a contatto col virus venga a contatto in generale con una quantità di virus molto più bassa. Perché? Perché i malati non girano più nella popolazione. Generalmente il malato è colui che elimina più virus, perché in una persona malata c'è una moltiplicazione intensa del virus e quindi l'eliminazione è maggiore. Se noi non veniamo più a contatto con persone malate, o nel caso in cui venissimo a contatto, queste persone stanno distanti, hanno la mascherina, ovviamente la quantità di virus con cui noi veniamo a contatto è molto molto più bassa. Questo ha l'effetto che probabilmente non ci infetteremo. Noi possiamo venire a contatto con piccole quantità di virus, ma non vuol dire ammalarsi, non vuol dire neanche infettarsi. Noi possiamo venire a contatto con quantità molto piccole di virus e non neanche infettarci. Oppure potremmo infettarci, vuol dire che il virus comunque entra nel nostro organismo, ma essendo in carica così bassa non ci ammaliamo. Siccome non ci ammaliamo, diventiamo asintomatici, la nostra capacità di eliminazione del virus è comunque ridotta, e in tutta questa catena il virus man mano riduce la sua potenza, ma non perché cambi lui, perché cambia la quantità di virus con cui le persone vengono in contatto. Ma quando lei, dottoressa, dice se torniamo ai comportamenti precedenti è probabile che si possa tornare alla situazione di febbraio e di marzo, vuol dire che se smettiamo di usare le mascherine, se facciamo gli assembramenti, ritorniamo a febbraio? Matematico? Matematico no, non posso certo dirlo, ma è probabile. Cioè, se oggi ci sono, il virus gira, cioè, i cartelli del presidente Zaia lo dicono chiaramente, non sono zero,
Ci sono delle persone positive, ci sono ancora delle persone malate. Se oggi in questa stanza noi avessimo, come capitava, no, prima di parlare, una persona che tossisce e starnutisce, che non ha la mascherina e stessimo vicini, in quel caso io potrei prendermi una forma importante della malattia, potrei infettarmi, diventare di nuovo io infettante e nel giro di qualche mese, come è successo in passato, la malattia potrebbe ritornare. Ma avremo imparato qualcosa in tutto questo? Cioè, io credo che se questa situazione ritornasse oggi, nessuno lascerebbe, no, le persone malate circolare, cioè, voglio dire, prenderemo misure molto prima e quindi io non credo assolutamente che torneremo mai alla situazione di fine febbraio, inizio marzo, perché abbiamo imparato quali misure vanno prese per arginare la circolazione del virus. Quando è che secondo lei finirà? Quando avremo 0 contagi, per quanto tempo? Non ne ho assolutamente idea, noi potremmo anche avere 0 contagi, ma è una malattia globale, è una pandemia, quindi anche nel momento in cui in Italia o in Europa ci fossero 0 contagi, oltre che 0 contagi non vuol dire che il virus è sparito, no, vuol dire che in quel momento non ci sono persone che dimostrano la malattia o l'infezione, ma c'è in altre parti del mondo e quindi l'attenzione va mantenuta sempre alta finché o il virus per un qualche motivo naturale sparisce o ci sarà un vaccino efficace che permette di ridurre l'impatto del virus. Io non vedo alternative. Emiliano. Dottoressa, buongiorno, non è un attacco al suo istituto. Voglio solo capire, conoscendo il cordone importantissimo che l'Italia ha rispetto all'alimentazione e alla sicurezza appunto degli animali e in generale, non passa nulla insomma di solito. Conoscendo anche le collaborazioni a livello internazionale dell'istituto, le chiedo semplicemente come sia stato possibile l'arrivo nel nostro paese, perché è l'essere umano il vettore, ma comunque c'è stato anche un lasso di tempo importante per cui insomma riuscire magari a far suonare il campanello d'allarme. Mi può spiegare questo piccolo dettaglio? Invece al dottore, mi perdoni, volevo semplicemente, se è così, una conferma: è l'Italia la più vicina alla realizzazione di un vaccino? So che non è una corsa, so che è importante avere quest'arma di difesa, ma visto come siamo stati trattati inizialmente, additati dal mondo intero, dare una risposta del genere non sarebbe male. Grazie. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, io credo che abbia insita la risposta, nel senso che è vero, l'Italia è un paese che ha una rete capillare di garanzia della sicurezza alimentare e della sanità animale che probabilmente non ha paragoni in altri paesi europei e forse nel mondo. Quindi sicuramente l'introduzione di patogeni attraverso gli animali o gli alimenti può capitare, adesso non voglio dire perché che i nostri confini siano da questo punto di vista blindati, ma ci sono sicuramente, c'è una rete di controlli molto intensa che riduce molto il rischio di questo tipo di introduzione. Il coronavirus è un patogeno umano ed è sicuramente entrato con lo spostamento di persone che chiaramente è molto più difficile, direi impossibile, controllare o arginare come si fa con gli alimenti o con gli animali. Cioè, capite bene che i controlli che si fanno rispetto all'importazione di animali o di alimenti non è pensabile nella circolazione libera fra le persone a livello globale. Quindi il coronavirus ha camminato sulle gambe delle persone, non ha camminato con gli alimenti né con gli animali. Ma non si poteva comunque attuare subito i vari isolamenti, tutto quello che è stato fatto dopo, avendo un lasso di tempo comunque per quanto vi riguarda ci può riflettere? Capisco che non sono animali. Esatto. No, nel senso che io ovviamente non mi permetterei mai di rispondere in merito alla gestione della malattia nelle persone, non è il mio mestiere
È chiaro che è stato un problema estremamente complicato, però davvero noi ci occupiamo di guardare, cioè della triade che vi ho detto prima, patogeno, ambiente, ospite, noi ci occupiamo del patogeno, ci occupiamo dell'ambiente, ci occupiamo dell'ospite se è animale, non ci occupiamo dell'ospite quando è persona, perché ovviamente ci sono altri enti di ricerca che fanno questo. Parisi e poi Prigioni. Sì, brevemente dico solo che ci sono importanti gruppi di ricerca italiani che collaborano in queste cordate che si sono create, perché fortunatamente si sono create dei gruppi forti internazionali che lavorano sullo stesso tipo di vaccino, e ci sono tantissimi gruppi diversi che lavorano su vaccini diversi, proprio per accelerare la possibilità di avere qualcosa di efficace. Quindi sono sicuro che sia sul campo dei vaccini, sia per quanto riguarda i farmaci o le terapie, ci sono tantissimi anche stati finanziamenti per poter mettere a punto questo tipo di sia presidi terapeutici che presidi immunitari, e quindi l'Italia sicuramente avrà un ruolo in primo piano sia per arrivare ad una possibile sviluppo di un vaccino, sia per la fornitura poi successivamente. Grazie dottore. Parisi, Prigioni, Bonnet. Sì, buongiorno. Io volevo chiedere se può spiegare gentilmente nello specifico, nel dettaglio, la questione delle sequenze depositate. Dicevate che sono 50.000 le sequenze depositate in banca dati. E dei 98 gruppi diversi individuati, 4 sono quelli in Veneto, è corretto? In Italia e in Veneto, sì. In Italia e in Veneto, ecco. E poi volevo capire quando avete individuato questa famosa mutazione della spike protein, perché avete detto che ci sono anche dei gruppi di virus identificati a Padova che fanno riferimento ai cinesi iniziali ricoverati allo Spallanzani. Sì. Allora, chiariamo, noi abbiamo individuato una mutazione che era stata riportata da altri che avevano appunto messo in correlazione questa particolare mutazione di questa proteina che aggancia il recettore, quindi abbiamo, sequenziando, questa è l'importanza di sequenziare per capire le caratteristiche genetiche, abbiamo visto che la maggior parte dei virus che appartengono al gruppo più consistente di virus italiani e veneti aveva questa mutazione, a testimonianza che anche in Italia e in Veneto ha circolato un virus che aveva questa particolarità che gli dava probabilmente una chance in più di diffondersi. Ma in che periodo quindi si fa riferimento? Questo noi abbiamo iniziato a lavorare sui campioni che ci erano arrivati, quindi i campioni che abbiamo sono da marzo a maggio, quindi abbiamo utilizzato poi i campioni che avevano una carica virale più alta, perché sono quelli che poi su cui si può lavorare meglio per fare il sequenziamento genomico. Per quanto riguarda il discorso dei virus simili ai virus dei turisti cinesi, voglio chiarire che questo è un dato che ci deriva da quello che è attualmente il numero di sequenze presenti in banca dati. Noi abbiamo visto che questo gruppo minoritario, che è il gruppo B, mentre gli altri più frequenti sono il gruppo B1, B1.1 e B1.5, questo gruppo ha una serie di sequenze di virus un po' più antichi, diciamo così, sono virus che sono circolati in Italia tra gennaio e febbraio. I virus di alcuni individui di Padova sono simili ai virus, trovati nei turisti cinesi poi ricoverati allo Spallanzani. Questo vuol dire tutto e vuol dire niente, nel senso che comunque sono virus che hanno una derivazione probabilmente dalla Cina, ma non possiamo dire con certezza che sono stati le persone padovane sono state poi infettate dai virus, dai turisti cinesi. Grazie. Prigioni. Buongiorno, volevo chiedervi quanto la correlazione che avete sottolineato tra il sequenziamento del virus e clinica permette oggi di avere a disposizione delle cure, anche se non sono mirate, quindi di poter intervenire nella clinica in tempo perché il virus non si trasformi in un agente così aggressivo e letale. Sì, no, diciamo che, come dicevo prima, i clinici sono sempre i primi a accorgersi che qualcosa sta cambiando, quindi è ovvio che quello che si vede sul campo
precede sempre di qualche mese o addirittura di qualche anno quello che poi sono le caratteristiche genetiche che vengono individuate alla base di quello che è il cambiamento. Attualmente però i passi avanti che sono stati fatti sono passi avanti su quello che è la terapia, fatti sulla base di quello che è stato lo studio della patogenesi del virus, indipendentemente da quello che è la caratteristica del genoma. Quindi attualmente, per rispondere anche un po' alla domanda che si faceva prima, se succederà il disastro che è successo, probabilmente no, perché le misure di contenimento prima di tutto ritarderanno anche l'ingresso delle persone negli ospedali, quindi si avrà più tempo di trattarle nel modo più opportuno, ma soprattutto sono stati individuati già una serie di fattori che il virus è in grado di scatenare, perché uno dei problemi principali, come sapete già bene tutti, non è tanto dovuto alla replicazione del virus, ma è tutta quella tempesta citochinica. Quindi ci sono uno screening che adesso viene fatto negli ospedali per capire se il virus può già dare una forma molto più grave, bloccare in anticipo questo tipo di andamento permette poi di avere meno malati in terapia intensiva e di avere un'evoluzione, quindi è proprio sulla base di quello che sono le evidenze cliniche, gli studi di patogenesi e l'esperienza di tutti i colleghi a livello mondiale che hanno permesso di mettere a punto già dei protocolli terapeutici più efficaci rispetto a quelli che ovviamente si è andati un po' a tentativi all'inizio. Bonnet, e poi mi pare che possiamo... Domanda rapidissima, il virus con gli animali domestici si infettano, lo trasmettono ai padroni? Grazie. Sì, allora noi abbiamo lavorato molto anche con il Ministero e anche con la Regione per sviluppare delle linee guida che ci permettevano di andare a investigare questo aspetto, nel senso che volevamo appunto, visto che noi siamo appunto un istituto veterinario, capire anche quello che poteva essere anche l'evoluzione stessa del virus negli animali qualora si infettino. E ci sono stati casi sporadici di gatti e cani infettati, ci sono alcune specie che si sono rilevate anche più sensibili. Pensiamo in Olanda ci sono stati interi allevamenti di visoni che si sono infettati e questi sono gli unici casi in cui sembra che il visone poi, ma parliamo di allevamenti con grandissime cariche virali, abbia ritrasmesso la malattia ad un assistente. Ma per quanto riguarda invece i cani e i gatti, attualmente loro sono un po' le vittime, non diciamo gli untori, quindi loro prendono eventualmente il virus, ma attualmente non rappresentano un rischio di trasmissione all'uomo, ma sono suscettibili e quindi possono permettere una replicazione del virus nelle prime vie aeree prevalentemente o in maniera sintomatica con degli studi di serologia. Poi capiremo anche meglio qual è il coinvolgimento degli animali in questo senso, perché molte delle famiglie che hanno avuto animali domestici, se mettono a disposizione poi questi animali domestici, possono scoprire che l'animale sia malato in maniera asintomatica, però ecco il rischio attualmente di trasmissione inversa dall'animale all'uomo non c'è. Quindi non mi devo preoccupare del gatto? Assolutamente. No. Caro Bonnet, il povero gatto lo ha infettato ma non ti infetterà. Sì. Grazie. Grazie dottori, a domani ragazzi. Questa era la conferenza stampa, abbiamo visto, di Luca Zaia, ma anche dei suoi ospiti. Abbiamo sentito molte interessanti domande dai colleghi della stampa, dai nostri giornalisti sul posto. Ora noi facciamo una breve pausa, ma state con noi perché la nostra informazione continua.